Loretta Bolgan da Mai Madeira, spero aver detto giusto, quindi in videoconferenza come vedete, e quindi anche lei farà, adesso non so i tempi, 20-25 minuti e poi faremo la nostra qua presenza. Tu Elena hai portato anche la macchina, mi pare, vero? Sì. La Elena ha portato anche la macchina di biorisonanza che riuscirà forse a fare una dimostrazione con un volontario o una volontaria. Dopo vediamo i nostri tempi. Questa è la serata di questa sera. Tanto io ringrazio anche voi, tutti quanti, anche se siamo in pochi, ma va bene lo stesso. Noi intanto facciamo le nostre piccole cose, l'importante è portare conoscenza. Io ho già detto tutto. Se siamo pronti, non so se Enrico è pronto. Sì. Franco Baggio è pronto? Sì. Dai. Il dottor Facchinetti è pronto? La Elena Egovatto è pronto e la prima a partire sarà la Loretta Bolgan, che facciamogli un applauso, grazie. Buonasera. Che ci tratterà con una sua relazione e dopo non so se resterà tutta la serata oppure resta tutta la serata. Beh, insomma è libera di andare dove vuole, quando vuole, ovviamente se ha degli impegni. Intanto io ringrazio Loretta Bolgan. Ciao Loretta. Mi senti Loretta? Sì? Sì, vi sento però molto, c'è un forte eco, per cui magari se qualcuno deve farmi poi la domanda dovrebbe avvicinarsi al computer, perché altrimenti... Ah, ok, casomai vediamo dopo. Intanto noi ti lasciamo fare la tua relazione, non so come si intitola perché so che vi siete messi d'accordo te e la Elena. Come si intitola? Avete dato un titolo? No, mi fate domande libere. Vabbè. Allora, in edizione straordinaria, libera relazione, a te Loretta e ancora una volta un grazie. Sì, grazie. Allora magari chiedo a Elena se mi può dare qualche suggerimento su quello che vi può interessare come argomento da sviluppare. Buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi questa sera. Allora, cambio. Elena, scusami, dovresti metterti vicino al computer altrimenti non ti sento. Grazie, Sara, scusa. Meglio? Ecco, sì, adesso ti sento. Grazie. Si sente adesso? Meglio? Sì. Bene. Allora, quando mi hanno chiesto che titolo dare a questa serata, è arrivata questa idea. La verità non si traveste, la verità è. Allora, siamo in un'epoca in cui c'è un opinionismo, cioè ognuno ha un'opinione basata anche e soprattutto su cose diciamo non fondate su nulla, l'opinione. Allora, la verità è quello che sta emergendo da questi 4 anni in cui comunque siamo sempre stati in prima linea, in cui comunque abbiamo sempre cercato di portare alle persone che avevamo davanti un percorso di consapevolezza. Allora, la verità passa attraverso tantissimi aspetti. Diciamo che questi 4 anni di pandemia, chiamiamola così, sono stati una sorta di spartiacque per riuscire a portare alla luce delle problematiche che erano sommerse e che forse
senza il forse, ognuno di noi buttava sempre sotto il tappeto. Passano dall'aspetto di salute, passano dall'aspetto alimentare, passano dall'aspetto, cioè sono tutti aspetti legati tra loro, abitudini quotidiane che sono entrate a far parte della nostra routine, ma che poi, se andiamo a guardarle bene, hanno molte falle. Quindi la verità è, e non si traveste, parte proprio da questa serata che vuole essere un tu per tu, quindi noi ameremo, gradiremo che ci vengano fatte delle domande, non vorremmo fare il solito monologo che abbiamo fatto per 4 anni, ma proprio siamo qui per cercare, per quello che riusciamo, di rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande su tutti i vari aspetti. Quindi qui c'è Loretta che parlerà di un aspetto, io e il dottore parleremo di altro, c'è qui la biorisonanza perché entra a far parte in maniera integrata di quello che è la nostra visione sia della salute ma anche dell'ambiente in cui viviamo, delle abitudini che abbiamo quotidianamente, e vuole essere un po' un 360 gradi per cominciare a far sì che voi possiate portare a casa delle curiosità, delle domande, e che poi queste possano accendere qualcos'altro. Quindi ecco, questa è un po' la serata che vorremmo impostare. Quindi Loretta, a te la parola e facciamo un altro applauso. Il vostro interesse, nel senso che diciamo che la mia esperienza su quanto ha detto la Elena è ormai un'esperienza quasi trentennale, devo dire la verità, perché personalmente ho iniziato da studi assolutamente accademici, convenzionali, che mi hanno portato, diciamo, ad assumere delle posizioni inizialmente in linea con quella che è, diciamo, la parte ufficiale della scienza della medicina, per cui ho dovuto fare un percorso di studio personale per poi cercare di dare delle risposte a tante cose che non avevano assolutamente risposte e non se l'hanno tuttora, se andiamo a vedere quella che è, diciamo, l'ambito della scienza ufficiale. Non tanto perché le risposte non ci siano, ma perché affrontate non tanto per cercare una risposta, ma per avere un certo tipo e univoco spesso di risposta che deve essere quello che poi diventa un'applicazione di tipo commerciale a tutti i livelli. Possiamo parlare di farmaci, ma possiamo parlare anche di chimica applicata all'ambiente, quindi all'agricoltura, quindi qualsiasi ambito che noi andiamo a, diciamo, ad esaminare, parliamo sempre di ricerca applicata all'industria, quindi è un mondo assolutamente fatto di profitto. Tanto è vero che comunque la ricerca di base, fine a se stessa, cioè con il fine di scoprire cose nuove che però diciamo non hanno un riscontro commerciale, non esiste praticamente più, cioè nessuno si metterebbe a finanziare delle ricerche che poi non portano a dei prodotti commerciali. Ecco, quindi questa è un po' l'esperienza. E il problema qual è? Che con questa modalità l'uomo, che dovrebbe essere il centro di questo servizio, in realtà diventa il mezzo per arrivare al prodotto commerciale. Ecco, quindi diventa in realtà più delle volte, soprattutto se parliamo dell'ambito farmaceutico, una vera e propria cavia del sistema farmaceutico. Ecco, questo l'abbiamo visto più volte e la tendenza è comunque quella di restare proprio in questa linea, perché sta veramente producendo grandi profitti. Di conseguenza la ricerca applicata paghiamo noi, i farmaci paghiamo noi, la ricerca su noi stessi la paghiamo noi. Ecco, quindi diciamo che tutto ruota attorno alla figura di quello che noi possiamo definire consumatore, che sia
un consumatore di farmaci, di cellulari, piuttosto che di prodotti alimentari, il sistema, diciamo, collaudato è sempre questo. Però va anche detto che nonostante questo la ricerca scientifica, a mio avviso, sta andando verso anche un cambio di paradigma, nel senso che se da un lato abbiamo la ricerca veramente applicata a mondo del profitto, dall'altra si sta sviluppando sempre di più anche una ricerca che sta portando a un servizio alla prevenzione, cioè un servizio per far sì che le persone possano fare delle analisi sempre più accurate per valutare in maniera personalizzata la loro salute, il loro stato di salute, e questo sta portando anche all'applicazione di tutta una serie di tecniche di cura, di nuovi nuovi metodi veri e propri, ma anche proprio sistemi di cura di vario tipo che stanno dando dei risultati veramente molto importanti. Ecco, quindi c'è questa duplice caratteristica della scienza, della medicina e in tutti i campi in cui vogliamo lavorare, in cui da una parte appunto c'è, come dicevo, una ricerca fortemente mirata al profitto, dall'altra parte, sempre con queste ricerche che si stanno sviluppando sempre di più, cominciamo ad avere delle soluzioni assolutamente innovative che stanno andando nella direzione del supporto alla prevenzione. Parlo degli studi, per esempio, sempre più approfonditi sulla microbiota, non solo intestinali, ma di tutti gli organi, di tutte le mucose. Parliamo degli studi sempre più, tecnici, innovativi della genomica, e qui parliamo delle scienze omiche, qui parliamo di studio dell'esome, quindi dello studio di quelle che sono di quello che è il profilo genetico personale di ognuno di noi. Parliamo di epigenetica, parliamo quindi anche di epigenoma, di microbioma, parliamo di metabolomica, di lipidomica, quindi vedete che abbiamo veramente un mondo che sta esplodendo in termini di conoscenze e anche di applicazioni. Ecco, quindi sono molto fiduciosa anche di questi studi, quando potremo fare uno studio integrato di tutti questi sistemi, soprattutto di big data, perché parliamo di milioni di dati che vengono generati in modo che si fa uno studio di questo tipo, quando verranno integrati insieme potremo aggiungere, diciamo, un tassello in più a quello che è lo studio personalizzato, ecco, dell'approccio più giusto per far sì che la persona possa mantenersi in salute. Quindi dalla parte nostra, cioè delle persone che vogliono restare in salute, va comunque cambiato anche, va assolutamente cambiata la mentalità della persona che si rivolge alla persona che dovrebbe aiutarla a mantenersi in salute, che è quello di rivolgersi a quelli che io chiamo i professionisti della salute, non persone che ti curano quando sei ammalato, perché l'obiettivo è sì risolvere, diciamo, i disequilibri che ci portano alla malattia, ma poi mantenersi il più possibile in uno stato di salute e quindi fare continuamente prevenzione. Come si attua la vera prevenzione? Sicuramente con un controllo nel tempo anche di parametri che vengono selezionati, personalizzati, per capire appunto anche le predisposizioni e vedere come evolvono nel tempo, che stanno diventando sempre più accurati, e dopo penso che Gianni ve ne parlerà in maniera molto più dettagliata, ma anche poi quello di andare a mantenere a livello sistemico l'organismo in equilibrio, quindi in equilibrio per quanto riguarda
lo stress ossidativo, l'eliminazione dello stress ossidativo, dell'infiammazione, cercare di evitare che si sviluppino dei fenomeni autoimmuni che sappiamo adesso essere causati appunto anche questi da uno stato di infiammazione cronica. Quindi tutte quelle, diciamo, situazioni che portano poi al problema più grave che abbiamo nei paesi occidentali, che sono le malattie croniche, degenerative, infiammatorie, autoimmuni, fino ad arrivare appunto a tutte le varie forme di patologie tumorali, che sono questo vero grave problema che potremmo definire addirittura epidemico, perché crescono in maniera esponenziale, anche se non è che parliamo di contagio, in questo caso di malattie croniche, ma che sta crescendo in maniera inesorabile. Ecco. E quindi questo deve mantenere la nostra attenzione. Sicuramente vivere in uno stato di stress continuo a vari livelli, quindi stress perché mangiamo male, per l'inquinamento ambientale, stress lavoro correlato, stress per le relazioni e stress che ci può anche arrivare appunto dalla società stessa per quello che succede, un continuo stato di emergenza o di incertezza anche per il futuro, vanno a indebolire fortemente il nostro sistema immunitario. Ecco, quindi cosa succede quando il sistema immunitario arriva ad una situazione patologica? Ecco, e in questo caso qui le cellule si ammalano, significa che cominciano a non produrre più energia sufficiente per potersi mantenere vitali, possono andare incontro a morte cellulare e in questo caso si possono riattivare anche dei patogeni. Ecco, possiamo avere la riattivazione di virus, di batteri, di microbatteri, tutte quelle forme diciamo primordiali di vita, anche se i virus non possono essere considerati in senso stretto esseri viventi, ma che sono il segnale di allarme che arriva al nostro organismo, che dobbiamo assolutamente fermarci per cominciare a ristabilire l'equilibrio. Ecco, quindi tutto quello che ci accade ha un significato profondo. Ecco, quindi sappiamo che la medicina sintomatica purtroppo ci dà un sollievo immediato al problema, ma poi cronicizza il sintomo, quindi cronicizza la malattia, e soprattutto con la cronicizzazione abbiamo anche la progressione in senso autoimmune, infiammatorio, anche degenerativo tumorale a seconda del caso. Ecco, quindi direi che dopo praticamente 100 anni da quando si è iniziato a fare in maniera sistematica la medicina del sintomo, quindi sintomatica, con la chimica prima, e adesso abbiamo diciamo il passaggio di mano dalla chimica alla biotecnologia, che è sempre chimica applicata però alla biologia, e siamo sempre nell'ambito della medicina sintomatica. Ecco, quindi questo ovviamente ha un vantaggio industriale enorme, perché permette di produrre sempre farmaci nuovi, sempre più potenti, sempre più rapidi nella loro azione, ma dall'altra parte sappiamo che più rapidamente un sintomo viene bloccato, più l'equilibrio viene anche danneggiato. Ecco, quindi nel senso che rischiamo poi di portare la persona ad un disequilibrio sistemico che la predispone invece per la cronicizzazione del danno. Ecco, quindi tutto lo sforzo che si sta facendo adesso da parte diciamo dei medici, ma anche di professionisti non iscritti all'albo, qui mi riferisco ai naturopati, ma anche operatori olistici di vario tipo, parliamo anche di altri tipi di iscritti come biologi, fisioterapisti e altro, e cominciano a lavorare sempre di più in un sistema integrato e funzionale che permette di vedere la persona nel suo insieme, ecco, in tutti i suoi aspetti, e sempre di più viene proposto un sistema di cura a lungo termine, perché teniamo presente che quando la persona
manifesta una patologia, andare a riequilibrare poi tutti i processi richiede tempi lunghi, prima di tutto, e secondo richiede l'impegno attivo della persona. Ecco, perché c'è una tendenza di fondo che purtroppo ci accompagna da quando abbiamo avuto la possibilità di avere farmaci sintomatici, che è quella di illusione, purtroppo, abbiamo anche molto cara, di utilizzare un farmaco per risolvere il nostro problema. Ecco, quindi qualcosa che dobbiamo assumere dall'esterno per curarci. È ovvio che di fronte ad una patologia questo spesso si fa, cioè è necessario farlo, però una volta che si è risolto, diciamo, il sintomo grave, che potrebbe anche in certi casi anche portare a morte la persona se non viene trattato, poi bisogna andare alla ricerca della causa che ha portato a quella situazione, perché se non si fa questo, come ho detto prima, si mantiene e si cronicizza. Ecco, quindi bisogna anche cercare, purtroppo, perché non è facile, questo penso che ci riguardi tutti, non è facile superare l'atteggiamento di delega che noi abbiamo nei confronti dell'uso di farmaci sintomatici. Spesso sento ancora parlare di prodotti che sono la panacea per tutti i mali, no? Sperando che assumendo un solo prodotto addirittura si possa curare qualsiasi cosa, magari un prodotto chimico, di chimica proprio pura. Invece l'approccio deve essere assolutamente integrato e vede nei suoi aspetti una cura particolare e personalizzata per l'alimentazione, una cura dell'ambiente in cui viviamo a tutti i livelli, che lo dico sempre anche in tutti gli incontri che ho la possibilità di fare. Non possiamo assolutamente pensare di mantenerci in salute in un ambiente malato, cioè finché noi abitiamo o viviamo una situazione sociale ma anche ambientale satura di inquinanti, anche di emozioni negative a tutti i livelli, le nostre cellule rispondono negativamente, cioè ammalandosi. Quindi l'approccio attivo che dobbiamo avere è proprio questo, cioè andare alla ricerca delle cause che ci hanno portato ad una determinata situazione, farci aiutare da persone che ci supporteranno in questo percorso, perché le persone, che sia un medico esperto, che sia un naturopata, che sia qualsiasi persona che possiamo definire professionista della salute, ci dà degli strumenti che noi dobbiamo cercare di utilizzare e vedere se vanno bene per noi, perché siamo noi i padroni della nostra salute, ecco, come siamo noi responsabili dell'ambiente in cui viviamo, quindi dobbiamo anche pensare a delle azioni sia individuali che collettive per migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, quindi questa è una responsabilità molto grande, ma diciamo che senza questo percorso, sia individuale che collettivo, difficilmente potremo risolvere tutti i problemi che attualmente conosciamo e di cui siamo sempre più consapevoli. Ecco, quindi questo è vero cambiamento, è vero paradigma che si sta in qualche maniera che sta emergendo sempre di più e che però richiede energia, fatica di studiare, di informarsi e richiede impegno. Ecco, certo che una persona dice singolarmente non ce la faccio perché non ho tempo, perché magari non ho neanche, diciamo, la possibilità economica di fare percorsi così impegnativi, oppure sono totalmente isolato da gruppi che mi potrebbero aiutare. Ecco, qui entriamo nell'altro argomento importantissimo, che è la necessità di creare delle comunità locali, no? In cui la persona possa sentirsi parte di, diciamo,
di un sistema anche locale che in qualche maniera sa di poter avere un supporto quando ha bisogno, no? A tutti i livelli. Perché teniamo presente che quello che è successo durante il periodo Covid è stato veramente generato dall'isolamento e dalle divisioni che sono state create ad hoc per questo. Quindi anche questo bisogna che ci riflettiamo parecchio, perché quante persone sono state costrette a vaccinarsi. Faccio l'esempio del vaccino, ma ne potrei portare anche di altri prodotti, di altre situazioni che purtroppo sono molto negative, magari se ne parla ancora molto poco. Quante persone vengono costrette quotidianamente a fare delle scelte anche contro la propria volontà, perché si sentono da soli, perché vedono che il sistema non dà altre scelte. Ecco, magari sono scelte fittizie, nel senso che si potrebbero tranquillamente gestire, ma normalmente le persone, quando si sentono da sole e non trovano aiuto, accettano anche di seguire questo percorso virtuale a senso unico. Ecco, da qui la necessità veramente di condividere soluzioni, di condividere insieme anche le difficoltà, per trovare poi la modalità anche di gestirle. Ecco, quindi questo è di fondamentale importanza, direi anche di più di quelle che sono tutte le informazioni che noi possiamo dare per rendere consapevoli le persone. Ecco, perché nel momento in cui si dice a una persona quello che non deve fare, poi bisogna anche capire quello che possiamo fare insieme. Ecco, quindi questo è l'obiettivo che mi sono proposta anche personalmente nel tempo, e soprattutto quest'ultimo anno con l'associazione qui aperto, ma penso che sia l'impegno maggiore anche delle persone qui presenti, ecco, che sono già molto sensibili a questi argomenti. Ecco, quindi fatta questa premessa molto generale, che vista l'introduzione di Elena, io rispondo molto volentieri anche a domande specifiche, ecco, su quelli che possono essere dei temi di vostro interesse. Ecco, quindi io posso lasciare la parola sia al pubblico ma anche a Elena e Gianni, se hanno degli argomenti introduttivi anche alla loro presentazione, più che volentieri, insomma. Fatto un applauso. Allora, se la Loretta resta in compagnia con noi, visto la sua disponibilità, e se Elena e il dottor Facchinetti sono d'accordo, io lascerei lo spazio a Elena e a Facchinetti, anzi a Gianni, così siamo più confidenziali, per fare un quarto d'ora, 20 minuti anche loro, per poi dare più spazio a voi. E dopo ci sarà Elena, ovviamente, col suo macchinario, che magari farà qualche, come ho detto prima all'inizio, una dimostrazione o due, dopo sarà Elena a dire. Siete d'accordo voi a fare un'introduzione di un quarto d'ora, 20 minuti a testa? Sì, vabbè, prendetevi il vostro tempo. E allora chi va prima, Elena o Gianni? Allora la Elena parte, via. Sì, ma introduco un attimo il dottor Facchinetti. Allora, Loretta, Gianni ed io lavoriamo assieme da 4 anni su vari campi, ci interfacciamo per Loretta per tutta la parte di ricerca, perché è la nostra maestra in questo, ci dà tutti gli input per continuare ad avere sempre più appunto studi su cui poter poi lavorare. Io e Gianni lavoriamo più sulla parte clinica, perché abbiamo il contatto diretto con il paziente. Il modo di fare medicina sicuramente del dottor Facchinetti, di Gianni,
è cambiato nel tempo. Adesso ve ne parlerà lui, perché è cambiata la sua visione della medicina, ma anche appunto la visione che ha di una nuova medicina che si integra appunto con quello di cui parlava Loretta, che è la parte ambientale, quindi l'ambiente in cui stiamo vivendo, la parte alimentare, la parte anche a livello appunto spirituale. Quindi un insieme di 360 gradi che va ad integrarsi l'uno con l'altro. Un esempio banalissimo è, Loretta prima ha detto appunto azioni collettive per andare a capire come poter gestire al meglio l'ambiente in cui viviamo. Un esempio banale è, ok, gruppi che vanno a vedere che c'è appunto l'antenna di turno nel quartiere, ma poi non pensano al fatto che all'interno delle loro case portano dei mostri che sono ancora più dannosi dell'antenna, perché in realtà l'antenna se la portano dentro casa, facendo determinate cose errate ogni giorno, ma nel momento in cui vai a fargli prendere consapevolezza di certe cose, vogliono comunque rimanere nella loro zona di comfort, perché al wifi non ci vuole rinunciare nessuno, alla TV smart o alla smartwatch non ci vuole rinunciare nessuno. Quindi ecco, questo è un po' un cominciare a prendere visione di un ventaglio di cose che abbiamo tutti i giorni noi davanti agli occhi, ma magari non ci pensiamo. Quindi adesso io passo la parola al dottor Facchinetti e poi insomma proseguiamo. Parola a Gianni per la sua introduzione e dopo voi preparatevi le domande, mi raccomando. Grazie. Allora, buonasera a tutti, ciao Loretta. Ciao Gianni. Brevemente faccio seguito a quello che dicevano sia Loretta che Elena, no? Soprattutto Loretta parlava di professionisti della salute. Elena diceva che io ho cambiato modo di approcciarmi alla medicina, a quella che è la medicina che mi è stata insegnata 40 anni fa, 50 anni fa. In realtà, più che professionisti della salute, io li chiamerei, perlomeno così mi sento, operatori pastorali della salute, per tutto quello che può significare questo termine. Ma perché non professionisti? Perché il professionista sa di lavoro. La medicina dovrebbe finalmente, qualora la si interpretasse finalmente in un certo modo, come diceva giustamente, sposo parola per parola quello che diceva Loretta, la medicina dovrebbe essere effettivamente quello che ci hanno sempre detto, no? All'inizio ci dicevano attenzione, ma voi parlate di lavoro, in realtà la medicina dovrebbe essere una missione. Ma missione finalizzata a che cosa? La missione è finalizzata al fatto che le persone dovrebbero finalmente cominciare a capire che non devono dare per scontato o quasi un assioma naturale: invecchio ed è normale che quindi sono ammalato. No, non è così. Invecchio ed è anormale che io sia ammalato. È vero che nell'ambito che c'è un discorso dai 30 anni in poi circa di una immunosenescenza, endocrinosenescenza, eccetera, eccetera. È vero che magari vengono meno determinate le nostre funzioni, che ne so, magari a 60 anni non riesco a toccarmi le punte dei piedi, ma mi toccherò le caviglie, se faccio un determinato esercizio fisico. Viene meno un discorso di elasticità normalmente, ma se io imparo ad invecchiare bene e quindi ad occuparmi di me stesso, a volermi bene, inevitabilmente non andrò incontro a determinate patologie, salvo che non c'è un discorso genetico alla base, ma anche lì posso andare a occuparmene e, come si suol dire, a metterci una pezza.
Metterci una pezza significa, come diceva giustamente prima Loretta, parlare anche di epigenetica, cioè non è solamente, cioè l'epigenetica si dice tutte le interferenze che ci colpiscono e che ci arrecano dei danni. E non parlo soltanto, cioè parlo di tutto, parlo di stimoli emozionali negativi o iperpositivi di un certo tipo, parlo dei famosi radicali liberi, parlo dell'inquinamento atmosferico, parlo del cibo, parlo di vaccini, parlo di farmaci, parlo di chimica, parlo di tutto ciò che interferisce con la normale funzionalità e con il normale invecchiamento del nostro organismo. Io questo posso andare a controllare. Non necessariamente devo interferire, perché posso modulare. Dottor Mauro Mantovani, qualcuno di voi già lo conoscerà, ci ha insegnato e dire, attenzione, il sistema immunitario non va stimolato, va modulato. Quindi io devo andare a modulare tutto quello che sono i miei sistemi, chiamiamoli biochimici, chimici, come volete voi, fisiologici, e che naturalmente sono sottoposti ad un naturale invecchiamento. Io quando parlo con un paziente, la prima cosa gli dico, ok, noi possiamo fare quello che vogliamo, integriamo, non integriamo, ci bombardiamo, usiamo se necessario il prodotto chimico o il nutraceutico della situazione, quello che vogliamo, ma se non cambiamo stile di vita, e quindi se non parliamo di alimentazione, di un corretto stile di vita, se non andiamo, Elena poi vi parlerà di biorisonanza, se io non vado ad intercettare, ne ha accennata prima Loretta, le cosiddette geopatie, tutto ciò che interferisce a livello frequenziale con le nostre cellule, perché poi è tutto lì il meccanismo, attenzione, noi parliamo di chimica, biochimica, di ormoni, non ormoni, che ne so, una VES, un emocromo, eccetera, eccetera, ma di molecole o non molecole, ma in realtà queste non sono altro che la cristallizzazione di determinate frequenze, di determinate vibrazioni, di determinate energie. Energie, tra virgolette, te la faccio breve, buone ma anche energie cattive, che comunque devono collaborare, ma devono collaborare affinché ci sia l'unione. Nel momento in cui la cellula non è più in cosiddetta quiete, ma è in un terremoto frequenziale, chiamiamolo così praticamente, e quindi è disarmonica, quella cellula praticamente ha problemi. E dove li esprime questi problemi la cellula? Li esprime proprio nella componente principale, nella sua componente principale, che è l'acqua. L'acqua delle membrane cellulari. La membrana cellulare deve essere Loretta questa cosa ce la insegna, dovrebbe essere sostanzialmente impermeabile, ci dovrebbero essere degli equilibri di tutta una serie di problemi, le cosiddette differenze di potenziale dovrebbero essere di un certo tipo, ma finalizzata a che la cellula sia in quiete, che possa lavorare tranquillamente a livello energetico, quindi che tutto funzioni, eccetera, eccetera. Se la cellula è soggetta a degli attacchi di qualsiasi tipo, e sostanzialmente sono degli attacchi ossidativi, parliamo di stress ossidativo, quindi parliamo di infiammazione, e la cellula si ammala. Energeticamente non funziona più, e quindi tutto quello che prima stava dicendo Loretto. Ora, per arrivare più sul pratico, così stimolo pure le vostre risposte. Quando io mi approccio ad un paziente, io molte volte divento matto. Ormai divento matto. Nel senso che, vi faccio un esempio pratico, no? Cioè, dopo tutto quello che vi sto dicendo, a voi sembra normale avere da parte di un medico delle risposte immediate di fronte a un vostro problema, qualsiasi esso sia? A me no. Perché? Perché ci hanno insegnato
all'epoca erano poche, adesso sono diventate tante, che esistono le cosiddette patologie ad eziologia sconosciuta, di cui non si sa la causa. E beh, io dico non è vero, non la si sa subito, ma se la si cerca, in questo caso a livello chimico, biochimico, molecolare e quant'altro, la causa la si trova. Ovviamente ci deve essere empatia tra me, medico, operatore sanitario, e paziente. Cioè, se il paziente mi mette una barriera davanti, non c'è niente da fare, io non riuscirò mai. Non riuscirò a sviluppare neanche quelle capacità intuitive che dovrebbero essere consone ad un operatore sanitario. Ma devo avere la pazienza di ascoltare il paziente, ragionare insieme a lui e lasciare agire i miei pensieri. Ovviamente avendo delle conoscenze di base, ovviamente, no? Perché nessuno lo può fare senza avere delle conoscenze di base. Allora, se io ho questa pazienza, questa capacità, riuscirò a dare delle risposte, sempre di più. Risolveremo i problemi? Non li risolveremo? Non lo so, ma sicuramente andremo ad agire in modo preciso. Infatti io sono fautore, come Loretta, eccetera, eccetera, ma della cosiddetta medicina preventiva, funzionale, disegnata e di precisione. E Loretta prima accennava che parlando di medicina di precisione, bisogna tener conto anche del discorso genetico. Se io voglio andare ad agire in modo preciso sull'individuo, io praticamente devo andare ad intercettare anche delle eventuali aberrazioni o disregolazioni genetiche. Faccio un esempio banale di un caso che mi è capitato proprio qui a Padova, proprio in questi giorni, no? Che io ed altri colleghi ci stiamo appassionando, no? Una paziente con un problema di piastrine, di coagulazione, eccetera, eccetera, importante, facciamo gli accertamenti. Devo dire che l'approccio della medicina dell'evidenza, della medicina ufficiale è stato corretto. Cioè, ok, c'è 0 piastrina, perché quello c'aveva, c'è 0 piastrina, devo intervenire immediatamente perché rischi dei sanguinamenti, eccetera, eccetera. La terapia ha funzionato, ma ha funzionato fino a un certo punto. Smessa la terapia, dopo un certo punto, queste piastrine sono tornate giù. E stanno tornando giù. Che facciamo? Che non facciamo? Andiamo a cercare. L'approccio qual è? Giustamente gli dicono, ok, bisogna fare o un anticorpo monoclonale, oppure bisogna andare ad interagire con delle altre sostanze, praticamente più o meno, tra virgolette, biologiche. Ve le definisco così. Bene. E dico sì, ok. Al fine di che cosa? Io mi vado a porre sempre questa domanda. Non è possibile non conoscere la causa di questa piastinopenia. È genetica, bene, ma io la devo andare ad intercettare. Poi se è genetica, bene, la devo andare a cercare. E ci saranno dei modi per andare ad intervenire, ovviamente parlando al paziente, un caso difficile, complicato, affrontiamo insieme, eccetera, eccetera, ma bisogna cercarlo. E allora si vede che in letteratura si fa una ricerca, in letteratura ci sono delle notizie tali che a quel punto escono fuori le idee, escono fuori le intuizioni, ci si approccia correttamente in equipe, il discorso comunitario che faceva prima Loretta. E allora a quel punto magari il paziente si sente meno solo, come dire, allora non è così scontato, perché la medicina ufficiale purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi agisce in modo protocollare. Il protocollo è questo, le linee guida dicono questo e io dico chi se ne frega molte volte, potete capire? Chi se ne frega? Cioè a me del protocollo non me ne frega. Alla paziente io ho detto guarda attenzione, quello che ti hanno detto è giusto, però io mi dico poi che fai questa terapia a vita? Sì, può essere, ma andiamo a cercare prima la causa e vediamo se ne può uscire in modo diverso, intercettando la causa. Non è facile, però bisogna cercarlo. Se si ha la pazienza, la voglia e il paziente non vuole perché poi molte volte è colpa anche del paziente stesso, ma anche di ciò che gli è stato insegnato. Avere delle risposte immediate. No, le risposte molte volte ci vuole pazienza perché la malattia non insorge così, ci vuole tempo. E altrettanto tempo ci vuole per guarire, qualora ci si riesce.
in modo integrato, l'approccio deve essere integrato. Loretta è una ricercatrice, è una delle mie maestre Loretta, no? Per certi versi, per tanti versi. Io sostengo che ricerca e clinica ormai non devono essere disgiunte, devono lavorare insieme. Il medico deve applicare la ricerca, clinica e ricerca devono camminare insieme. Io ho dei colleghi che mi dicono già, io questa capacità di studiare, di rimettermi in gioco dopo 40 anni non ce l'ho, ho capito, che ti devo fare? È così che bisognerebbe fare, studiare, mettersi in gioco, ma per l'amore, e ritorno al tema della serata, della verità. Le opinioni, sì, sentirete molto dire, è opinione mia, è opinione tua, eccetera, eccetera. No, la verità è una. La verità è una. Quindi l'approccio è questo. L'ultima cosa, forse più pratica per voi, un paziente proprio oggi, problemi cardiologici, eccetera, eccetera, ma l'approccio deve essere totalmente diverso, secondo me, integrato, sistemico, in una parola che adesso va di moda, olistico. Allora così si va ad intercettare qualche problema del paziente, perché attenzione, avete sentito parlare in questi anni di pandemia, no? Vabbè, io ho dei dubbi, però comunque va bene. Ma esistono altrettante pandemie, le cosiddette pandemie silenti. Vi faccio un esempio e qui chiudo. Io ero uno di quelli, come medico di base, ero uno di quelli che se il paziente mi diceva, guarda che sei obeso, sei in sovrappeso, ma io dottore, non mangio niente, non mi rinfrescarci, insomma, no, se sei così non è aria quella, no? Mangi, no, ormai non mangio, in effetti è così. Dobbiamo tenere presente, per esempio, un aforisma, no? Che è fondamentale nell'ambito delle vere pandemie, di cui gli Stati Uniti sono, diciamo, maestri in questo, sono il capostipite di queste pandemie. Per esempio, ingrassare infiamma, ma essere infiammati dopo la fase acuta dell'infiammazione, che magari può essere pure salutare, ingrassa. Quindi una infiammazione cronica, alla fine, nella maggior parte dei casi, ingrassa. Poi io ve la sto stringendo in modo sintetico, ma per farvi capire che il problema non è semplice. Quando uno mi dice sono stressato, bene, lo devo tenere presente, perché quello stress emotivo mi va ad impattare effettivamente a livello fisico, dove problemi ormonali, neuroendocrini o problemi semplicemente neurologici, problema obeso, diabete, non diabete, sedentarietà. Quando io spiego ad un paziente, no? Cioè, qualcuno di voi mi avrà sentito parlare, devi cambiare stile di vita. A riesco matto, quando, per esempio, sono sempre stato quello che, quando sentivo il cardiologo che diceva ipertensione, controlla il sodio, il sale, e dicevo, ma perché solo il sale? Fatemi capire. Per non parlare del discorso del colesterolo, famosa teoria del colesterolo killer, perché poi mi devono spiegare altre cose. Sale, scusate un attimo, perché il sale aumenta la pressione e la glicemia no? Cioè lo zucchero trattiene molto più acqua del sodio. Per dire, per non parlare del discorso del colesterolo, cioè il colesterolo killer. Ma scusate un attimino, ma mi spiegate se il colesterolo io lo abbasso? Adesso c'è la moda, le linee guida dicono questo, in un paziente cardiopatico, bypass, dissezione, tutto quello che pare, il colesterolo LDL, quello cattivo, deve essere mantenuto intorno ai 40-50. Ma mi spiegate con un colesterolo così basso, LDL, quindi di rimessa anche il colesterolo totale, come io faccio invecchiando ad invecchiare bene? Come faccio ad invecchiare bene se non ho la possibilità di sviluppare, grazie al colesterolo, in modo ottimale i miei ormoni?
Questo è un problema. Per non parlare di altre situazioni, per non parlare di assorbimento, per non parlare di plasticità, elasticità della parete dei vasi con un colesterolo ottimale. Se io non ho un colesterolo ottimale, le cosiddette vitamine liposolubili non le assorbirò mai. Ed i cofattori delle vitamine liposolubili, i vari elementi, minerali, ferro, zinco, eccetera, eccetera, non li assorbirò mai. Allora voi mi dite, anzi no, poi me la fate dopo la domanda, che si di cosa mai, questa non me la dico. Quindi, torno a ripetere, bisogna cominciare ad avere un approccio diverso, aprire la mente. Il paziente deve cominciare ad essere medico di se stesso. E il medico deve dargli retta. Non deve fare come me, che all'inizio, cioè qualche anno fa, dicevo, sei un mentitore seriale se mi dici che ti sei ingrassato senza mangiare. No, può essere vero. Può essere vero. Capite? Cioè, non so se sono riuscito ad essere chiaro. Quindi adesso abbiamo esaurito il nostro spazio e poi senti Loretto, che ne pensi tu? Intanto facciamo un applauso anche al dottor Facchinetti. Vogliamo sentire ancora la Loretta oppure avete qualche domanda? Vi chiedo a voi, avete domande? Niente, per il momento siamo in silenzio. Allora, volevo fare una domanda. Anzi 2 domande, la metto a tutti e 3, dopo vedete voi come rispondere. Allora, intanto prevenzione, cosa vuol dire la prevenzione? Perché tanti fanno, adesso dico quella più di moda, se vogliamo metterla così, no? Per la donna la mammografia. La mammografia, come sappiamo, non è una prevenzione ma è una diagnosi. Ecco, io volevo partire da lì. Perché la medicina, quello che diceva poi Gianni, la medicina si parte anche dalla medicina preventiva. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, i nostri pensieri come influiscono nel nostro corpo? Se sono pensieri negativi e se abbiamo una patologia, come reagisce il nostro corpo? E viceversa, se noi abbiamo pensieri positivi e abbiamo una patologia, come risponde la nostra patologia? Non so se mi sono spiegato. Ok. A voi, io non so se sia rivolta tutte e 2 le domande alla Loretta o a Gianni o alla Elena, vedete voi, sbrigatela voi. Allora, io comincio a rispondere alla prima domanda, quella della prevenzione, no? Prevenzione significa, ovviamente, hai toccato un tasto, quella della mammografia, di cui non voglio parlare praticamente, perché per tutta una serie di no, di cui non voglio parlare perché ovviamente ormai ci sono studi in letteratura che ne parlano chiaro su quelle che sono le problematiche legate alla indagine mammografica, che comunque sia, per esempio, parlando di prevenzione, vabbè, ok, ammettiamo di dover fare, io non la consiglio, comunque ammettiamo di dover fare l'eco mammaria e la mammografia, benissimo, ma questi 2 esami ci danno una informazione sulla forma. Ma se io voglio andare a prevenire il problema, io devo andare a monte. Nel tumore del seno, ormonodipendente, io devo andare ad agire prima. Quando io parlo con una donna, per esempio, in menopausa, oppure io devo andare ad intercettare ma qualsiasi medico dovrebbe andare a intercettare la premenopausa, la perimenopausa, la post-menopausa, fare per esempio un'indagine anamnestica, no? al paziente. Per esempio, parlando di prevenzione appunto, durante la tua vita riproduttiva, fertile, eccetera, eccetera, ciclo mestruale, ok, com'era, come non era?
che ne so, avevi una dismenorrea, dolori ovarici, avevi una mastodinia, cioè che ne so, e durante le mestruazioni il seno ti si gonfiava più uno, più tutte e due, ti si gonfiavano come ti si gonfiavano. Dolore addirittura, sai, molte donne dicono durante il ciclo mi si ingrossa talmente il seno, c'ho dolore anche se mi si sfiora con un lenzuolo. Bene, tutte queste informazioni mi devono far stimolare un pensiero, per esempio, quello che si chiama una dominanza estrogenica. Questa dominanza estrogenica la devo tenere presente sia preventivamente, ma anche quando mi capita una donna già in menopausa. Perché in una donna del genere devo andare ad indagare determinati ormoni, devo andare ad intercettare determinati segnali, e lo posso fare adesso, tanto ormai a livello biochimico si può fare tutto. Vado a vedere se una donna è infiammata o meno, se ha geneticamente determinate predisposizioni, i suoi ormoni come stanno, e poi vado a fare un esame, per esempio banale, semplice, no? Per andare ad intercettare anche precocemente un rischio ormonale, un eventuale rischio tumorale. Un esame banale, al di là degli ormoni, si chiama estroprofile. Vado a fare un rapporto tra due determinati ormoni, 2 estrone e 16 estrone, vedo come questo rapporto, e se è sbilanciato verso il 16 estrone, tra virgolette quello cattivo, non vi parlo di altro, intervengo, ma anche in modo naturale. Per esempio, me la butto lì, a livello alimentare, abbondando di cruciferi, per esempio, broccoli, porculetti, cavolfiori, eccetera, eccetera, e quindi di sulforafano, per esempio, di carbinosa, di quello che vogliamo. Ho fatto prevenzione, sto facendo prevenzione. La prevenzione sul problematiche, quindi, cioè, che cosa vuol dire? Cioè, io vado ad intercettare dei segnali. E non è necessario molte volte fare chissà quali esami, non è necessario. Se io vado a fare, alcuni si stanno stupendo che io tra gli indici di infiammazione chiedo la prolattina, anche agli uomini. Ma perché? Perché la prolattina è un indice infiammatorio. Ma perché è un indice infiammatorio? È un indice infiammatorio in modo indiretto. Mi svela innanzitutto risponde, è un po' l'asse che mi controlla la prolattina, è un asse che noi definiamo schizofrenico in un certo senso, ma se è alta io vado ad intercettare anche un discorso infiammatorio di altro tipo, o perlomeno lo vado a sospettare, lo vado ad indagare. Le mutazioni geniche. Oggi ho visto un paziente, difficilmente mi era capitato un paziente giovane, con tutte queste mutazioni geniche che lo predispongono a un rischio trombotico, cardiologico, intolleranza ai solfiti, neurotossici, una marea di roba, per dire. Questa è prevenzione. Poi, non so, fatemi voi domande, perché potrei stare qui fino a domani mattina a parlare di colesterolo di cui parlavo prima. Chiudo, mi devono spiegare perché il 50% delle persone con infarti e ictus, quindi malattie cerebro-cardiovascolari, hanno il colesterolo normale. Lo devono spiegare? Loretta adesso la stuzzico adesso, perché praticamente adesso c'è, non la voglio definire, per andare a portare quel famoso LDL, colesterolo buono, ai 50, di dare, ma lo dicono, proprio lo dicono. Allora, diamo prima le statine lo sanno che non funzionano, e non solo non funzionano, hanno un impatto anche di un certo tipo, ma tutte le serie di cose. Per non parlare che l'abbassamento del colesterolo crea anche depressione, a prescindere. Comunque sì, e statine non funzionano, passiamo all'associazione. Enzantimib più statine, non funziona manco quello perché lo siamo. Andiamo a quello che Loretta ama, che è un anticorpo monoclonale contro la famosa proteina PCSK9. Bene, funziona. Perché? A parte il discorso economico, che non ve lo sto a dire.
Ma perché io devo andare a agire con l'anticorpo monoclonale che poi mi crea Loretta lo sa, una immunopatologia, quando io posso ottenere le stesse cose in modo diverso, ma le stesse, senza effetti collaterali. Io ho un paziente che dal 2019 bypass coronarico, intervento per aneurisma aortica, eccetera, eccetera, 2019 fa questo anticorpo monoclonale, effettivamente ha un colesterolo LDL a 55. Però io ho detto, di al tuo cardiologo come mai tu mi stai facendo continuamente delle placche ateromasiche. Adesso c'ha, nonostante questo farmaco, stenosi della succrale, stenosi della carotide, ha rifatto, operato per aneurisma aortico, ha rifatto una sacca aneurismatica, i flussi non sono normali all'interno delle arterie, e allora mi dovete spiegare perché il tuo paziente deve sottoporsi a questo trattamento che lui non voleva fare, però gli ho detto se non lo fai non ti seguo. E siccome è necessario poi a un certo punto, allora capisce il discorso. Nessuno di noi sputa sulla medicina tradizionale o sull'allopatia, no, perché se è necessario lo uso. Non mi dite di usare la tachipirina perché sinceramente non lo uso, a prescindere. O le statine, perché le potrei pure usare, ma proprio ma ci sono altre cose più funzionali. Un paziente usa la metformina, bene, io non ti dico di no, non usare la metformina, però devi sapere che cosa stai usando nell'ambito della prevenzione. Se io non vado ad intercettare una delle pandemie silenti, forse la principale, che si chiama insulinoresistenza, e se io non lo vado ad intercettare, ma non intercettare a 50 anni, a 60 anni, a 20 anni, e gli americani lo sanno che cosa stiamo dicendo. In Campania c'è la più alta percentuale di bambini e giovani obesi, tutti insulinoresistenti. Sapete qual è la percentuale di insulinoresistenza ormai? Il 50%, 1 su 2. Poi prevenzione significa anche andare ad intercettare le problematiche ambientali, radicali liberi. Quante volte ne avete sentito parlare di radicali liberi? Ma una cellula, soltanto una cellula, produce al giorno 100.000 radicali liberi. 100 per mitocondrio. Mitocondrio sarebbe una delle nostre centrali energetiche. Figuratevi quanti radicali liberi abbiamo. E attenzione, pure questi servono perché è sempre un discorso di equilibrio dinamico. Il sistema immunitario è in equilibrio dinamico tra di noi. Le ormoni. Prevenzione significa anche invecchiare bene. Ad una donna, ritorno al discorso di prima, ormai non si sa perché la demonizzazione degli ormoni, no? A dare l'ormone, ma a una donna, dare, quando è necessario, un pizzico, se è necessario, di ormone bioidentico, sarebbe cosa buona e giusta, finalizzata, studiata, eccetera, eccetera, una volta che c'è una carenza. O anche darglielo in maniera indiretta, se vogliamo, no? Ma pensiamoci. In America si può per esempio, il famoso DEA o il famoso il DEA o il pregnenolone, in America si può prescrivere tranquillamente, all'estero si può prescrivere tranquillamente, in Italia no più. Non si sa perché. Per dire, questa è prevenzione, intercettare i segnali e agire in modo preciso sull'individuo. Però mi scusi, perché comunque i medici non danno questa informazione di fare questi esami? Come faccio a rispondere a questa domanda? È una domanda che già ha una risposta implicita, no? Perché devo dire? Dovrebbe essere anche un interesse del medico, perché anziché vedere il paziente almeno 50 volte al giorno, cioè 50 volte che ne so io al mese, magari lo vede una volta, due. No,
medico interessa ordinarli. No, signor, questo non è corretto. Cioè il paziente poi nell'ambito della conoscenza medico-paziente sì, ma il paziente per esempio per me andrebbe visto almeno 3 volte all'anno per equilibrarlo, come i cinesi, no? Per equilibrarlo. Cioè io per esempio, io non do mai la vitamina D. Ok, mi fa la vitamina D, ma non è che mi dice mi fa la vitamina D, che ne so, ad libitum, no? Andiamo a vedere 3-4 mesi come sta andando, quando ne consumi, perché poi la vitamina D, cioè deve essere, cioè non mi deve superare, per esempio la vitamina D non mi deve superare un certo range, perché altrimenti diciamo switch in un discorso di tossicità, chiamiamola così, ma tutto l'acido folico, ma tutto quello che vogliamo. Sì, ma però la sua domanda, che le devo dire? Non lo so, cioè, non lo so che rispondere. Dovrebbe essere normale il discorso, cioè, ho capito, dovrebbe essere normale. Probabilmente non c'è interesse, o probabilmente non c'è la cultura, non lo so che rispondere. Ma io guarda, da profano ovviamente, sai, perché non vogliono rispondere così i medici? E allora mi salta fuori da buon complottista che sono, ma forse ci sarà un business, no? Ma Loretta ne accennava prima a questo discorso, ovviamente, ma è normale che sia così, no? Però ormai evitiamo, cioè, come avete visto questa sera non ho parlato né di vaccini né di Covid, ma perché? Perché praticamente bisogna superare questo discorso, non bisogna anche superare, è giusto quello che sta dicendo lui, che gli può di niente, è giusto, no? Però bisogna anche superare queste cose, perché se continuiamo a parlare di queste cose, alimentiamo sempre lo stesso odio, lo stesso rancore, alimentiamo quelle famose, su cui adesso parlerà o Elena o Loretta, quei famosi pensieri negativi, che non sono positivi, appunto. Però evitiamo, andiamo oltre. Cioè io recentemente hanno una paziente della Sardegna, praticamente è venuta, c'ha dei problemi, no? Ok, è venuta, mi ha parlato, era convinta, dice ma io devo capire se io, non è vaccinata, se io mi sono beccata la famosa spike vaccinale per contatto. Sì, lo possiamo capire, è possibile, certo che è possibile, lo sappiamo, è possibile, non è possibile. Ma poi la indago, ho fatto scusi un attimo, ok, lei mi dice che si è ammalata in un certo modo dal momento in cui ha avuto la Covid, quindi la long Covid, eccetera. Benissimo, tutte queste cose noi le dobbiamo sapere, perché io sostengo una cosa, se il medico, ve lo dico a tutti, se il medico pretende adesso di curare il pregresso, il presente e il futuro, come se nulla fosse successo in questi 4 anni, e beh, vi dico francamente, vende fumo. E manco di quello buono. Quindi alla paziente io ho detto scusate, ok, c'è questo problema, io lo tengo presente questo problema, però c'è una cosa immediata, no? Questa paziente è una paziente in menopausa con dei polipi uterini recidivanti, operata 3 volte, eccetera, eccetera. E adesso c'è una recidiva, partiamo da quello. Mi si apre un mondo lì. Chiaramente il discorso della Covid mi incide, assolutamente sì, contatto col vaccinato mi incide, assolutamente sì, però poi andare ad indagare questo discorso è dispendioso economicamente. Quanti di voi sarebbero disposti, giusto per il gusto di andare a spendere i soldi per sapere se c'è una spike vaccinale o meno? A me piacerebbe, Se la gente venisse e dice, indagare, ma sono pochi quelli che lo fanno. Usciamo da queste cose. Il medico deve tenere presente, e siccome il 95% dei medici, perlomeno apertamente, o fa finta o non lo sa, o non lo tiene presente, e per chi lo tiene presente, lo deve tenere presente. Che esiste il vaccino, ma attenzione, e qui parlo con una maestra, vero Loretta? Attenzione, il discorso si svilupperà come si è sviluppato il discorso delle vaccinazioni pediatriche.
Cioè, quando un paziente arriva a 40 anni, 50 anni, ma nell'anamnesi, e questo deve uscire fuori indagine. Quale vaccinazione hai fatto? Quante ne hai fatte? Quali hai fatto? È lo stesso discorso della Covid, vaccino Covid. Tra 10 anni, un'eventuale infertilità, che hai fatto? Che non hai fatto? Usciamo fuori da questi equivoci. L'ultima cosa che ci tengo a dirla è paziente che mi fa, mia paziente non vaccinata, sta seguendo un certo percorso, a un certo punto mi chiama al telefono e dice: "Oh, Gianni, sto male, non ce la facevo più con mal di testa, ho preso la tachipirina." Vabbè, fatti tuoi, insomma, te l'ho detto, problemi tuoi. Ma ti consiglio di non prenderla più, ma se la prendi non mi richiama più, vi ho detto prima. 2, già sapeva i farmaci. Ok, mi ero leggermente alterato, ma manco più di tanto. Mi chiama, non contenta, mi chiama al pomeriggio e mi fa: Gianni, siccome mio figlio mi voleva portare mia nipote, ma stavo con la febbre, eccetera, eccetera, mi hanno consigliato, io l'ho fatto, di fare il tampone e sono risultata Covid positiva. Lì, credetemi, non ci ho visto più. Ho fatto: guarda, fammi la cortesia, cambia medico. Positiva a che cosa sei risultata? Fammi capire. Mi devi dire perché solo a che cosa è risultata positiva. Mi risponde, e questa è la cosa grave, mi risponde e mi fa: no Gianni, ma non ti preoccupare, l'ho fatto per curiosità. Bene, io ho detto: fammi la cortesia, allora andiamo io e te allo zoo, c'è la gabbia del leone, io dico: guarda, per curiosità, mettici la mano dentro. Col fischio che lo fa, ma tu sei scemo? No, te sei scema, io ho detto. Per dire, no? Usciamo da tutti questi equivoci, riprendiamoci la nostra vita senza trascurare nulla. E il vaccino Covid non va trascurato, la Covid non va trascurato, ma assolutamente. Ma non vanno trascurate neanche le altre pandemie cosiddette silenti. Basta, ho parlato troppo. Proviamo a sentire Loretta, perché anche Elena ovviamente, l'altra domanda che avevo formulato, sui pensieri positivi e negativi, se vanno a influenzare sulle nostre eventuali patologie. Chi fa? Loretta? Vuoi parlare tu, Loretta? No. Non ho sentito la domanda perché sei troppo rimbombo, mi dispiace. Pensieri positivi e negativi come influiscono sulle patologie? Vieni più vicino al computer, scusami. La domanda diceva pensieri positivi o negativi che impatto possono avere a livello di patologia, cioè come la persona può avere ripercussioni dai suoi pensieri. Ma intendi positivi No, e negativi? io ti sto riportando solo la domanda, non l'ho fatto io. Io so già dare la risposta. Allora, io intendo, se uno ha dei pensieri positivi, intendo quando che ha positivi energetici, quando che vede la vita rosea, non pessimistica, anche se ha una patologia, no? Io ho il diabete, però cerco ovviamente di prevenire per quello che posso, però la sorrido e dico, quando uno mi dice per esempio come stai? È sempre meglio. Per me è un pensiero positivo. Adesso ho fatto un esempio anche un po' banale, diciamo, e invece c'è l'altro negativo che dice: io ho male qua, ho male di là, eccetera eccetera. Ecco, tutto questo quanto va a influire praticamente sul nostro corpo, sul nostro fisico, sia a livello energetico e anche a livello di frequenze, ovviamente, perché siamo anche fatti di vibrazioni, tutte queste cose, no? Mi sa che non hai sentito, vero? La domanda. Purtroppo ho battato. Ma allora guarda, provo a rispondere un attimo io
brevemente. Allora, io in studio alcuni di voi mi conoscono, sono venuti appunto in studio da me. Una delle cose che ho attaccato ben evidente è una frase che dice: prima di curare una persona, chiedigli se è disposto ad abbandonare quello che l'ha fatto ammalare. Allora, i pensieri non sono diversi, non sono a sé stanti, cioè la zona di comfort che una persona si crea anche con il suo pensiero è una sorta di box, no, di box protettivo dove si mette il neonato sta lì così non si fa male. I pensieri sono un po' la stessa cosa, quindi dire ad una persona hai una malattia, devi sorridere alla vita, è abbastanza semplicistico, cioè bisogna andare a capire qual è la parte di percorso che questa persona deve fare, non solamente a livello fisico. Cioè potrebbe anche accadere che questa persona ci deve passare per questo tipo di malattia, cioè deve arrivare a toccare il fondo, deve arrivare a stare veramente male, e non è nemmeno detto che lì cambierà i suoi pensieri. Cioè spesso diamo dei giudizi, sempre, e diamo proprio dei giudizi. Cominciamo ad abbandonare il giudizio di chi abbiamo davanti, perché non sappiamo qual è il suo percorso, non sappiamo dove deve arrivare, non sappiamo da dove è partito. Sicuramente a livello frequenziale, e qui poi possiamo parlare appunto di biorisonanza, ma che cosa sono le frequenze? Come diceva Gianni, sono energia, tutto è energia, cioè anche questo è energia. Come impatta con noi? Noi siamo come degli strumenti, facciamo da cassa di risonanza alle energie che abbiamo fuori, ma se il nostro corpo, e qui la prevenzione, non ha comunque una forza tale da essere più forte della risonanza di questo oggetto, noi cominceremo a fare da cassa di risonanza e a vibrare con le frequenze di questo oggetto. Tutto quello che vi è attorno, non solamente vivente, è frequenza. Quindi si parte da lì per capire che anche i nostri pensieri sono una frequenza. Quindi se io tutto il giorno penso esco e faccio un incidente, l'incidente lo faccio. Ma se io esco e penso, ok, oggi c'è una bella giornata, magari l'incidente lo faccio anche perché nella mia vita quell'incidente deve capitare, perché devo passare di là per capire come andare oltre. Ho due possibilità: che sfiga, ho fatto un incidente, la mia vita è quanto di peggio possa accadere, oppure sì, ho fatto un incidente, adesso come vado oltre questo incidente? Questi sono i pensieri che possono agire o no in una certa maniera, ma che sono energia, frequenza. Quindi i pensieri sicuramente hanno un impatto nel nostro corpo, nel nostro DNA, ma non siamo solo un corpo fisico, quello che vediamo è l'ultimo tassello. Prima siamo ben altro. E quindi, che dire, non so se Gianni e Loretta sono d'accordo. Posso sentire la Loretta cosa dice? Vai Loretta. Allora, sì, ho capito un po' meglio il senso del discorso. Beh, allora, Gianni e l'altra persona sicuramente molto esperta abbiamo un effetto placebo, un effetto nocebo, no? Su tutto quello che noi facciamo, no? Quindi l'effetto placebo è di grande importanza, e qualsiasi cosa che noi assumiamo, se noi siamo assolutamente sicuri che quella sostanza ci può dare un effetto positivo in termini di cura,
aumentiamo la sua efficacia, no? Se invece siamo assolutamente sicuri che quella sostanza ci farà male, ci farà male. Ecco, quindi questo è una cosa che dobbiamo tenere presente. Possiamo anche assumere un farmaco, una sostanza, una cura che sappiamo sicuramente che ci farà bene, perché contiene magari tutte le sostanze che ci servono, ma se non c'è nessuna volontà di stare meglio, capite che il lavoro viene fatto assolutamente per niente. Ecco, quindi l'aspetto del pensiero sappiamo che influisce in maniera importantissima, ecco, no? Quindi spesso quando si fanno gli studi anche clinici di prodotti nuovi, eccetera, non si tiene mai conto di questo, no? Non si tiene, cioè se non si fa uno studio molto oggettivo, campione di controllo e doppio cieco randomizzato, eccetera, eccetera, proprio per cercare di eliminare l'effetto placebo o l'effetto nocebo. In realtà questo poi influenza in maniera radicale poi l'esito di una terapia, no? E quindi anche da Elena che utilizza, diciamo, queste tecniche anche molto innovative che vanno diciamo, ad interagire con le onde, le frequenze del nostro pensiero, perché il nostro pensiero viene generato da un'attività elettrica del nostro cervello e quindi tutte le frequenze possono interagire tra di loro, no? Quindi per questo dicevo che è necessario avere qualcuno che ci aiuti, perché vi assicuro anche una banalissima dieta, se viene fatta da solo, la persona ha molto più possibilità di smetterla prima del tempo, prima di arrivare ad un risultato, no? Se non ha attorno persone che la sostengono. Può essere una dieta di qualsiasi tipo, parlo anche per esempio il caso di bambini che devono assolutamente togliere glutine e latte, e vi assicuro che se il glutine e il latte non lo tolgono tutti i componenti della famiglia, il bambino non mangia, non fa un'alimentazione di questo tipo. Quindi la grande importanza anche di avere un sostegno, no? A qualsiasi livello. E devo dire che qui la medicina purtroppo sta andando sempre di più verso la disumanizzazione, no? Si tende sempre di più a sostituire addirittura la figura del medico con un'intelligenza artificiale. Cioè, io penso che tra un po' effettivamente arriveremo nella situazione in cui il medico di base, la persona scrive qual è il suo bisogno, qual è il suo sintomo, e sputtare fuori la ricetta. No? Capite? Cioè, questo è il sogno di questo sistema assolutamente automatizzato, che non tiene conto che noi non siamo solo processi biologici. Il processo biologico è il punto finale di un percorso, no? E nel senso che quello che noi vediamo a livello materiale, soprattutto patologico, è una cascata di meccanismi che si sono sommati nel tempo, ma che sono partiti molto prima. Cioè, quando noi vediamo qualcosa a livello macroscopico, a livello biochimico soprattutto, significa che la funzionalità della cellula, del sistema è già molto compromessa, ma da tempo, capite? Quindi l'approccio biochimico ci dà sicuramente delle informazioni importanti, e quando abbiamo uno stato patologico lì c'è parecchio da fare, cioè il tempo poi di recupero dell'organo, del tessuto richiede tempo, perché significa che abbiamo già alterato tutte le catene del segnale, tutte le catene metaboliche, abbiamo innescato tutte le reazioni patologiche all'interno della cellula. Ecco, quindi qui devo dire che anche il mondo olistico della salute è di grandissimo aiuto in questo senso, per supportare la persona. E quindi queste sono tutte risorse che noi abbiamo e che bisogna che cerchiamo di utilizzare al meglio. Quindi questo mi sento di dire proprio come aggiunta al discorso, insomma, che è stato fatto già. Ecco, spero di essere stata
sufficientemente chiara o anche di non essere andata fuori tema con quella che era la richiesta di No, diciamo che sei stata abbastanza chiara, anzi, aggiungo, se mi è concesso, poi per rimanere ovviamente sposo pienamente il discorso, tra virgolette, insomma, non manco tanto virgolette, insomma, metafisico di cui stava parlando. Però giustamente ci può essere pure qualcuno che dice, ok, ma in soldoni che cosa significa, no? Significa che, quello che dicevano loro, giustamente, noi se parliamo di essere umano, o lo interpretiamo nella sua totalità, ma altrimenti ne stiamo parlando dal punto di vista fisico di un quarto. Ci sfugge le altre 3 parti. Ma se volessimo anche rimanere in quel quarto, i pensieri negativi, ma un medico deve tenere presente, un operatore sanitario, faccio un esempio banale. Se io ho davanti un paziente, no? Però dice sta bene, tutto a posto, tutto ok, però ogni mattina si alza e c'è il problema che non riesce a sbarcare il lunario, non riesce a pagare il mutuo. E quel paziente lo devo tenere presente, questo atteggiamento lo devo tenere presente, perché emotivamente impatta questo paziente. Cioè, se io prendo 2 pazienti, questo con i pensieri negativi continui, giusti o non giusti, anche altri pensieri negativi, comunque mettiamo questo pensiero negativo banale, e un altro paziente praticamente normale e felice. Se questi pazienti escono insieme in una giornata di pioggia, prendono tutti e 2 la pioggia, state sicuri che quello con i pensieri negativi si ammala, quell'altro no. Ma perché? Uno non bisogna dire solamente ok, è normale, no, perché sostanzialmente attraverso tutto un certo tipo di meccanismo il suo sistema immunitario, tra virgolette, è stato in quel momento hackerato, un po' come avviene con i vaccini. Anti-Covid, stessa cosa, anche con la Covid. Quello è. Attraverso un meccanismo, per esempio, ormonale, neuroendocrino, quindi neuronale sempre. Quindi alla fine sempre quello è. E non è un caso che bisognerebbe sempre di più parlare di sistema immunitario, proprio per allacciarmi a questo discorso che faceva Elena. Un altro esempio, il medico, per evitare questo discorso, che magari il paziente magari insomma, ti ascolta, però alla fine rimane con i suoi pensieri, no? Tu magari a un paziente gli dici, guarda, devi dimagrire, ok, classiche cose, devi andare a correre e devi mangiare di meno. Però dici, vabbè, le solite menate, lo faccio 2, 3 volte, lo faccio un mese, poi non lo fa più. Ma perché? Perché non sono andato a stimolare a sufficienza il suo pensiero. Se io gli spiego il perché lo deve fare e non lo fa più, non sono andato ad intaccare il suo automatismo. Se io gli spiego il perché, ed esiste un perché, cioè un paziente deve fare attività fisica e deve diventare, e deve dimagrire perché? Perché dimagrendo si sfiamma. Cioè il grasso, un certo tipo di grasso, il grasso tra virgolette cattivo, quello bianco, il grasso infiamma, ma il muscolo contraendosi, portandosi in contrazione sfiamma. Perché? Perché il muscolo produce determinati ormoni, chiamati miochini. Guarda caso, uno degli ormoni caratteristici che produce il muscolo si chiama irisina, messaggero dei dei. Boh, se sarà un caso, però si chiama così. L'equilibrio che dicevo, bisogna sempre tenere presente l'equilibrio, no? Avete sentito parlare, Loretta tante volte, Era tante volte, tempesta citochinica durante la Covid, no? Le cosiddette citochine infiammatorie. Ebbene, per esempio, uno deve tenere presente l'equilibrio anche quando fa attività fisica. Le citochine prodotte, una citochina prodotta per esempio dal tessuto adiposo bianco è infiammatoria. La stessa citochina prodotta dal muscolo durante l'attività fisica è antinfiammatoria. Per dirlo. Quindi, se io vado a spiegare queste cose al paziente, sicuro, e gli spiego che attività fisica deve fare, magari lì per lì te guarda e dice, ok. Poi, se comincia a fare esercizio, ci pensa e capisce perché lo deve fare.
Cioè faccio questo ma perché sto sviluppando antinfiammatori. Il più potente, per esempio, antinfiammatorio è l'esercizio fisico. Allora il paziente dice, cacchio, se io faccio quell'attività fisica mi sfiammo, cioè contribuisco a... Quindi il discorso dei pensieri influiscono in questo senso e la biorisonanza in questo ci dà una mano notevole. Perché la biorisonanza va ad intercettare non solo la patologia, ma anche la prepatologia. Se io ho una frequenza di un certo tipo che si sta alterando, momentaneamente forse non è espressa fisicamente, ma sicuramente se la lascio andare, prima o poi la si esprimerà e si svilupperà in una patologia. Ma sempre il discorso biochimico. Dobbiamo tenere presente, stiamo parlando di prevenzione, non solo questo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, ciò che respiriamo, le interrelazioni che abbiamo. Dobbiamo sforzare. Quante volte voi avete sentito dire per esercitare la memoria bisogna leggere, fare il cruciverbo, eccetera, eccetera. Io aggiungo, per esercitare la memoria bisogna anche essere più attenti. Quando camminiamo, sforziamoci di non essere svogliati, di non pensare sempre a noi stessi, ma osserviamo tutto quello che ci sta intorno. Quello che ci passa accanto potrebbe avere un'interrelazione con noi, che però noi in quel momento ignoriamo. In quell'istante in cui ignoriamo quell'interrelazione, abbiamo creato una frequenza di un certo tipo. C'è niente da fare. Sforziamoci ad essere più attenti. Anche questa è prevenzione. Siamo attenti a tutto quello che ci succede. Allora vedremo che tutto quello che ci sta succedendo intorno non ci passerà inosservato. Però, e qui chiudo, se noi non sviluppiamo, quello che dicevamo, un nostro pensiero, abbiamo cambiato solo padrone. Il pensiero indotto, ma che sia indotto dalla Elena, che sia indotto da me, che sia indotto dalla Loretta, sempre un pensiero indotto è, non è mai il mio. È già un pensiero morto. Quindi io praticamente devo andare a tenere presente quel pensiero, ma per svilupparne dei miei. E sviluppare quindi quella famosa conoscenza intuitiva di cui abbiamo tanto bisogno, specie come operatori sanitari a tutti i livelli. E la biorisonanza in questo campo ci dà un esempio, perché poi il paziente obiettivamente si sente meglio, obiettivamente, e poi ci possono essere pure dei riscontri. Credo che sia 11:15 adesso. Allora, se riusciamo a mettere così anche Loretta magari vede, se no poverina... Facciamo qualche dimostrazione, Elena? Sì. Perché che ora abbiamo fatto adesso? 11:45? Se riesci a vederla... Quasi. Forse devi abbassare lo schermo. Allora, non vi rubo molto tempo perché siete tutti stanchi e abbiamo tutti voglia di andare a casa. Allora, che cos'è la biorisonanza? Allora, questo è il macchinario della sua famiglia più grande, più completo. Poi ce ne sono degli altri più piccoli, io li uso tutti quanti, diciamo, e ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse. Questo... Mi sentite con il microfono? Elena, sì? guarda dietro Giorgio. Forse deve avvicinarlo un po', Mi sentite? Prego. Allora, questo dicevo è quello più completo. Allora, che cosa può fare la biorisonanza? Intanto, quando si dice biorisonanza non si dice praticamente niente. Nel senso, tanti dicono ho fatto la biorisonanza, non vuol dire nulla, bisogna capire quale macchinario si usa, ma soprattutto quale è la metodica delle frequenze che si vanno ad indagare.
questo tipo di macchinario qui io lo considero il migliore. Ho scelto questo perché è il più rispettoso dell'essere umano in toto, quindi in tutti i suoi 4 corpi, e soprattutto perché si possono analizzare tutti i tipi di persone che abbiamo davanti, dal bambino alla donna incinta al cardiopatico, cosa che non si può fare con le altre biorisonanze. Allora, biorisonanza perché? Risonanza, quindi cassa di risonanza alle frequenze che ci arrivano appunto dall'esterno, ma non solo, anche dall'interno, pensieri, traumi, piuttosto che stress e via dicendo, ma anche bio, quindi il rispetto bio non da biologico, ma da terra, perché questa usa le frequenze di Paul-Schmidt, quindi che arrivano dalla terra, quindi faccio da cassa di risonanza e la macchina usa all'interno delle antenne che prendono le frequenze dalla terra. Allora, cosa possiamo fare con questa macchina? Allora, Gianni vede le patologie evidenti, ok? Lui è particolarmente bravo perché riesce a vedere anche quelle che arriveranno facendo una serie appunto di esami particolari, ma anche di percorsi di studi particolari. Lei vede quello che c'è prima che si manifesti, quindi prima che a Gianni arrivi, non lo so, un'ecografia dove c'è già una patologia evidente, la macchina la vede in frequenza. Quindi la frequenza che cos'è? È quel qualcosa che la cellula comincia a modificare prima ancora che si manifesti il sintomo. Potrebbe individuare un sintomo che voi avete già, una gastrite per esempio, ma può anche individuare qualcosa che effettivamente non c'è ancora. Io spesso vado a dire: ma scusa, hai male ai denti? No, non ho niente, dopo 3 giorni ho un mal di denti, ma non è perché l'ho influenzato, è perché effettivamente le vede prima. Quindi che cosa può vedere? Qualsiasi genere di frequenza, tutte le frequenze esistenti. L'altro giorno una persona mi ha portato un campione di acqua preso da una fontana, io l'ho analizzato e ho potuto capire le frequenze che ci sono all'interno di quell'acqua, e quell'acqua era piena di statine, era piena di antibiotici e di vaccini. L'acqua della fonte. Quindi io posso vedere tutto, qualsiasi cosa, dal materiale, dai metalli pesanti. Allora, una cosa sono le... E invece l'acqua sì, cioè ho sentito le parole. Sì, perché nell'acqua... No, uscita dalla vita che c'è. E lei ha detto è piena sostanzialmente insomma, è piena di farmaci, no? Sì. E normalmente ogni cosa che noi prendiamo e poi va nei reflui, alla fine la eliminiamo. va nella falda, la eliminiamo, va nei reflui, va nella falda e entra nel ciclo alimentare. Con la falda ci irrigo i campi, le verdure, ci do da mangiare alle mucche, cioè tutto un ciclo. È tutto un ciclo, e da qui Loretta non c'è più. Infatti Loretta parlava di agricoltura di un certo tipo. Il virone del colera a suo tempo era trasmesso proprio attraverso le falde dell'acqua. C'erano dei punti dove nella città non c'erano, dei punti dove c'era un'esplosione di casi. Quindi questa macchina può vedere quindi le cause di epigenetica, quindi quello che avete intorno, oppure a livello genetico, oppure a livello di batteri, virus, parassiti, funghi, tutto quello che riguarda un essere umano. Allora, senza adesso andare a prendere una persona di voi e dirgli che c'è qualcosa che non va al cuore, che non sarebbe professionale e corretto, guardiamo una cosa banale, guardiamo una geopatia. Ok?
Allora, quando io ho iniziato, allora, con la macchina si possono usare due metodiche. Una è la metodica a elettrodi, come quelli dell'elettrocardiogramma. Oggi non era possibile attaccarli, quindi usiamo un tensor. Questo tensor entra in cassa di risonanza con voi con le frequenze che ha la macchina. Allora, vi faccio vedere per esempio una cosa. Qui tra voi ci sono delle persone che sono già venute a fare la biorisonanza e che avevano evidenziato una problematica geopatica. Ok? Cosa sono le geopatie? La Terra, il globo terrestre, ha un campo elettromagnetico che è fisiologico, naturale. Per noi esseri umani però stazionare più di 2 ore al giorno sopra una geopatia, che è ovunque, porta a slatentizzare una problematica che può essere in iper o in ipertiroidismo, ipotiroidismo, problemi cardiaci, fino ad arrivare alle patologie più gravi. Magari non lo sa, però ce l'ha sopra il letto, dove dorme. Io una persona su 10 non la trovo con le geopatie, 9 le trovo con le geopatie. Non dormo mai bene. Bene, andiamo a capire che cosa hai in camera. Cosa c'è in camera? Ho il cellulare, ho la televisione in camera, ho il letto fatto di ferro, ho, che ne so, appunto le geopatie, tutta una serie di cose che intervengono a modificare il mio sonno fisiologico, e qui poi si interviene andando a fare uno studio di quello che è l'ambiente, perché io faccio lo studio sull'ambiente, poi c'è la persona che lavora con me che lo fa, scusate, la persona che lavora con me lo fa sull'ambiente. Perché ricordatevi che ambiente e persona devono andare insieme. Allora, vi faccio vedere una banalissima dimostrazione. Allora, una persona che non ha fatto con me la biorisonanza. Chi vuole? Allora, andiamo a vedere adesso quali sono le sue cariche geopatiche. Allora, adesso me la posso girare visto che non c'è. Bene. Non c'è. No, c'è. C'è? Sì. Ma io non la vedo. Perché ha chiuso il... Ok. C'è ma non c'è. Presente. Allora, non incroci niente. Allora, quando il tensor fa così, adesso lo sto facendo io apposta, vuol dire che la persona è in equilibrio. Quando il tensor taglia, ok, vuol dire che è in disequilibrio. Ora, tutti diranno, ma lo muovi tu. Io se volete lo metto là e si muove da solo. Allora, ci mettiamo così vi vedono. Allora, io sto andando a cercare le geopatie. In questo caso una vena d'acqua. Ok, vena d'acqua è proprio un corso d'acqua sotterraneo, quindi non guardate solo di fianco c'ho il fosso, di fianco c'ho il fiume, perché sotto noi siamo poi nella pianura padana, abbiamo il mare. Quindi la signora dorme sopra una vena d'acqua, riusciamo anche a dirgli più o meno dov'è. Eccola qua. Ha una vena d'acqua che passa così. Quindi nella parte dove lei dorme avrà una vena d'acqua che prende questa situazione in orizzontale, che va più o meno dalla parte qui del cardias fino alla testa. Quindi da qua fino a qua lei ha un corso d'acqua sotterraneo. La vena d'acqua può portare a problemi di ipotiroidismo, ipertiroidismo, tachicardia, fino a portare a problemi più gravi. Ok? Quindi ha una vena d'acqua, una faglia, la faglia è una spaccatura nel terreno, ok? Dove ha la faglia, io l'ho già vista, la taglia a metà.
Quindi ha una vena d'acqua così, una faglia che la taglia a metà, quindi lei sicuramente non è in una posizione ottimale con il letto. Vediamo se ha altre geopatie. Le geopatie sono 5, quelle conosciute attualmente, poi magari non ha, vedete che gira in tondo, non ha i nodi di Atma, non ha un nodo di Kerry, però ha un nodo di Benker. Il nodo di Benker è una geopatia grande perché è tridimensionale e può prendere anche 10 metri quadri, quindi uscire da una faglia, da una vena d'acqua, da un nodo di Atma in qualche modo è possibile, spostando il letto, uscire da un Benker, no, non ci si riesce. Quindi vuol dire che già lei a casa, dove dorme, ha una situazione che potenzialmente va a privare il suo terreno costitutivo, lo rende povero e potrebbe nel tempo portarla a una patologia. Quindi questa è già una situazione in cui una persona può cominciare a ragionare e dire: bene, ma io che cosa ho in casa, come posso migliorare la qualità di vita che ho, perché oltre a magari dormire bene o dormire male, c'è sempre un equilibrio che il corpo tiene, il corpo cerca sempre la strada dell'equilibrio, del dinamismo, ma arriva a un certo punto che non ce la fa più, perché è troppo. Quindi, allora questo che mi hai detto che può prendere chi? Ma cos'è? È qualcosa che ho dentro in casa o sempre sul suolo del terreno? Adesso stiamo parlando di cose del terreno che si vanno poi a ripercuotere sulla parte della casa, diciamo. Perché ricordatevi che la vostra casa non siete arrivati per primi. Nel vostro terreno, dove è stata costruita la vostra casa, sono passati in migliaia e migliaia di anni guerre, torture, persone che sono decedute, animali morti, cioè è passato di tutto. Ogni cosa che è passata di là ha lasciato la sua frequenza. Poi arrivate voi, ci costruite bene la casa e pensate anche di essere a posto, proprietari di quella casa lì. No, prima ci sono arrivati loro, quindi bisogna sempre chiedere il permesso a loro prima. Ecco, e questo è un po' andando a parlare anche di quello che non vediamo. Ecco, già si è evidenziata una situazione. Adesso vi faccio vedere, per esempio, la situazione di una persona che invece ha messo mano all'ambiente dove vive. Quindi ha preso coscienza di quello che per esempio ha trovato la signora e ha detto: no, io voglio risolvere, voglio creare un ambiente armonico. Il good living è questo, cioè voi tutto il giorno state in mezzo a una tempesta, perché quando uscite avete di tutto: virus, batteri, parassiti, campi elettromagnetici, antenne, mica antenne. Bene, devo avere una parte della mia vita, soprattutto quando dormo, in cui io posso rigenerarmi, perché se io perdo quelle 7-8 ore di sonno, il mio corpo non si rigenera mai. Quindi non si rigenera, oggi, domani, dopodomani si infiamma. L'infiammazione, come diceva Gianni, è la madre di tutte le patologie. Quindi arrivo appunto a una serie di cose, insulinoresistenza, è tutto legato. Quindi se qualcuno vuole venire che ha già fatto la biorisonanza con me, sì, grazie. Niente. Allora, Daniela. Passo dopo, un piattino, passo dopo. Allora, Daniela aveva un problema di geopatie a casa. Allora, adesso. Mettiti così. Allora, io adesso guardo le stesse cose che ho visto alla signora. Allora, questa è la vena d'acqua, questa è la faglia, questo è il nodo di acqua, questo è il nodo di Kerry e questo è il nodo di Benker. Avete visto che non ci sono più. Cioè,
non abbiamo bloccato le frequenze delle geopatie, non le possiamo bloccare. Quando vi dicono metti il top sopra il letto che non si può bloccare niente, anzi si peggiora la situazione, si può andare a riarmonizzare. Lei per esempio ha messo mano alla casa e le geopatie, come avete visto, cioè su di lei non ci sono. Ma adesso mano in che senso, scusa? È andata a fare uno studio della casa, del suo ambiente, e gli è stata poi fatta uno studio, una relazione, è andata a prendere in mano i punti, diciamo, negativi dell'ambiente che aveva attorno. Lei dormiva su un bel po' di geopatie, adesso non ricordo quante, e lei non le ha più. Cioè, se vedete, io non le sto trovando. Se per esempio sta girando in tondo. Sì, ma se io cambio anche il posto di dormire, però bisogna sul terreno sotto si può cambiare. casa. Allora, posso uscire da una faglia, posso uscire da una vena d'acqua, posso spostare il letto in un modo in cui devo stare attenta a non entrare dentro un'altra geopatia. È un reticolato, cioè devo avere un po' di fortuna. Però io ho trovato delle persone che non le hanno, perché nel punto dove dormono non le hanno. Sono i punti dove stazionate più di 2 ore al giorno. Potrebbero essere l'ufficio, la scrivania, il divano, perché sto 3-4 ore in divano a guardare la TV. Ci sono i punti dove state di più in cui potete trovarle. Su di lei è stato fatto un intervento non sul letto, sulla casa, quindi su tutta la sua casa lei non ha più le geopatie. Però adesso a me che non è che non le ha più, ho detto una cosa sbagliata, sono state rese dinamiche e su di lei non stanno più impattando. In questo modo il suo terreno che costitutivo può rinforzarsi per andare poi a fare delle altre azioni, quindi riesce a combattere meglio i virus, i batteri, piuttosto che... Perciò si può fare qualcosa, anche se io ho qualcosa nella casa, rimanere là e poter fare qualcosa. Sì, anche perché se lei prende e va ad abitare dentro un bosco, potrebbe trovare. Questo volevo capire, sì. Perché io sinceramente ti dico una cosa, avevo capito che c'era qualcosa tramite il cane. Allora, cane e gatto si comportano in maniera diversa. Allora, il gatto ama stazionare sopra i punti geopatici. Se voi avete un gatto in casa, voi seguite dove va il gatto a dormire, sapete che lì c'è una geopatia. Il cane no, il cane non riesce a stare sopra le geopatie. I formicai vengono costruiti sopra i punti geopatici, gli alveari idem. Il cane non ce la fa. Quindi il cane proprio non riesce a starci sopra. Perché avevo letto un po' di questa cosa, avevo un Doberman per casa, avevo 2 poltrone e una andava sull'altra e l'altra no, e io se mi siedo su quella poltrona sto bene, se mi siedo sull'altra sì. Perciò ho seguito il cane, non ce l'ho più, ma però una buona sensibilità. Sì. Io per esempio dove dormivo io, allora letto matrimoniale, io avevo 5 geopatie su 5, cioè tutte, e dormivo malissimo, ma non è tanto questione di dormire, è che mi stavo consumando come una candela, cioè non ce la facevo più. Per 12 anni avevo male ovunque, non stavo bene. Mio marito ne aveva 2, eppure mi dormiva di fianco. Un giorno gli ho detto, senti, facciamo una bella cosa, vai tu a dormire dove dormo io, che io stanotte dormo dove dormi tu. Il giorno dopo non si riusciva neanche a raddrizzare quella schiena, aveva male dappertutto, sciatica, disastro, semplicemente aveva dormito sulle geopatie. Quindi voi pensate per tot anni cosa significa un bambino iperattivo, per esempio, che sta sempre nello stesso banco di scuola e che a un certo punto o è iperattivo o si riempie di tic, o non riesce più ad ascoltare la lezione della maestra, o comincia ad avere problematiche asmatiche di vario tipo. Perché? Perché nelle scuole, per esempio, dovrebbero fare la rotazione dei banchi, in modo che un bambino, se è sopra una geopatia, non è il bambino poveretto, ma è proprio quel posto che non va bene, ci sta 6 ore al giorno. Ecco,
Questo è un po' quello che per esempio fa la biorisonanza. Adesso, senza appunto andare su cose private, diciamo così, però se guardiamo, che ne so, una cosa banalissima, l'elettrosmog, su di lei non dovrebbe esserci perché tu hai il dispositivo. Quindi se io vado a guardare tutto quello che riguarda l'elettrosmog, dalla telefonia mobile, 5G, campi elettromagnetici, lei non dovrebbero esserci. Allora, vedete che gira sempre intorno. Questo è il Bluetooth, questi sono i vari campi elettromagnetici, lei non ha più niente. Wi-Fi, prima era piena. Se magari adesso vuoi venire tu, vediamo. Per esempio, su di te, eccolo qua, vedete come cambia? Guardate come cambia. Lei ha i campi elettromagnetici, questo è il Bluetooth, questo qua non ha il cordless, perché lei probabilmente non ha il cordless. Questo è il 5G e probabilmente lei non è sottoposta a 5G, però per esempio ha tutte le altre cose, vedete? Questo per esempio è il Bluetooth. E il Bluetooth lo usi, non lo usi? Hai qualcuno che lo usa vicino? Ecco, e lei ce l'ha addosso. Quindi come le frequenze impattano con lei, comincia a fare da cassa di risonanza. Oggi, domani, dopodomani porta a patologia, perché lei comincerà a non avere più una vibrazione fisiologica della cellula, ma ad avere la cellula che è disturbata da tutte queste frequenze. Questo è un po' quello che fa. Con la macchina si possono andare, adesso voi non riuscite a vederlo, non so se riesce a inquadrare lo schermo. Sì, arrivo con una videocamera. Così lo vedete là più grande. Vi faccio vedere al volo. Vederlo là no. Ah, vabbè. No, lì si vede con la videocamera del computer, con questa no. Con questa Se tu riesci a mettere il computer davanti allo schermo così capiscono un attimo. Vediamo se riusciamo. Ve la faccio vedere 2 minuti e poi chiudiamo. Allora, qui per esempio, vedete, non lo so, vi faccio vedere questo, ok? È come si vede la macchina, vediamo se lo vedete. Non si vede, non si riesce a vedere. Comunque, se poi volete venire a vederlo, eccolo qua. Questo, per esempio, è il cuore. Quindi la macchina vede tutti gli apparati di tutto il corpo, ok? E vede, per esempio, vedete quei puntini? Questo, per esempio, è l'epicardio. Quindi cosa fa la macchina? L'epicardio va a vedere se c'è un'epicardite, quindi un'infiammazione dell'epicardio, prima che il cardiologo possa dire che c'è una problematica. Possono passare da 6 mesi a 1 anno prima che si manifesti. Se noi riusciamo a dirlo prima e riusciamo a intervenire con le frequenze, riusciamo ad aiutare la persona. In che modo si va ad integrare poi la medicina di precisione? Perché Gianni riesce a vedere attraverso gli esami del sangue, guardandoli in un certo modo, quindi non in 2 minuti si va bene tutto a posto, guardandoli in un certo modo e andando a cercare determinati valori e determinate ricerche, riesce a dire cosa potrebbe succedere, cosa sta accadendo. Si può integrare con la biorisonanza, perché se lui ha un dubbio possiamo vedere, ok, io ho questo dubbio, vai a vedermi il cuore che cosa sta facendo, e da lì c'è l'integrazione della medicina di precisione con una medicina che viene ancora prima che ci sia la manifestazione sul sangue.
perché quando comincia a manifestarci sul sangue vuol dire che c'è già qualcosa che è andato oltre. Lei lo dice molto bene. E questo è un po', cosa, no? questo è un po' quanto. Io direi di fare un applauso. Adesso vi voglio dire una cosa, no? Che sembra strana, ma una delle prime cose che Elena mi diceva, i pazienti, per esempio, i pazienti ottimali che hanno veramente grossi benefici dalla biorisonanza sono per esempio i pazienti, diceva Elena, con problemi articolari. I problemi con articolari erano solo quelli che, diciamo, rispondono di più, cioè di più, rispondono, diciamo, prima, ma non è un caso. Non è un caso. Cioè, anche infatti gli ho chiesto a Elena di andare a cercare di risolvere problematiche, per esempio anche di cataratta, per esempio. Ma perché? Per quel discorso che vi dicevo prima. Cioè, la biorisonanza mi va ad equilibrare a livello anche di prepatologia sulle differenze di potenziale delle cellule. Mi va a creare, mi va a strutturare l'acqua. Il core business, diciamo, dell'acqua pura, idrogeno e ossigeno, me lo struttura. E quindi mi va a rinforzare, a rendere l'acqua delle cellule, e siccome il cristallino, l'occhio è immerso nell'acqua, le articolazioni navigano nell'acqua. Se non ci fosse l'acqua ci sarebbe un'usura continua. Acqua, liquido sinoviale, eccetera, eccetera. Liquido extracellulare e quant'altro. L'acqua, c'è la biorisonanza, soprattutto a questi livelli, e quindi figuratevi poi, noi siamo una colonna d'acqua, noi per il 70-75% siamo costituiti da acqua, e attenzione, Elena diceva le frequenze agiscono, ma anche la cellula è espressione di frequenze. La cellula non è che è nata così, d'amblè, è energia. Dall'energia di un certo tipo, vibrazionale di un certo tipo, è nata la cellula, quindi poi sono nate le molecole, tutta la cristallizzazione, e quindi il nostro corpo, prima era un discorso energetico. Ovviamente se questo discorso lo sente dire qualche scienziato di turno, dice che io sono uno stregone, che è uno stregone, che ho letto una stregone. Vabbè, pensasse quello che sapeva, insomma. È così, è così. L'elettromagnetismo è importante. L'esposizione a determinati gigahertz, espressioni appunto per esempio del wifi, per esempio agiscono sulla tiroide. E ricordiamoci che la tiroide è il motore di tutto. Per dire. Quindi non è banale il discorso. Poi, certo, se noi integriamo questo discorso e lo estendiamo a tutto quello che dicevo, acqua, cibo, elettromagnetismo, elettricità in genere, anche l'agopuntura. L'agopuntura che fa sostanzialmente? Depotenzia l'energia elettrica in quello specifico meridiano, diciamo così. Quello fa l'agopuntura, non è che fa altro. E quindi disinfiamma e riequilibria. Quello fa. Ecco il discorso della medicina integrata. Qualcuno mi dirà, e allora che facciamo? Ci curiamo tutti con la biorisonanza e l'agopuntura? Magari ci si cascasse, dico io, però no, non è quello. Però no, bisogna integrare tutto. Io non disdegno nulla, io uso il chimico quando lo devo usare, il fitoterapico, l'omeopatico, la biorisonanza assolutamente sì, l'agopuntura assolutamente sì, ma tante cose. Nell'ambito della medicina integrale, perché mi devo privare? Perché mi devo privare? Cioè, se io ho tante sono frecce nella mia feretra, perché me le...
Uso quello che mi fa più comodo, quello che mi serve, quello che anche che intuitivamente mi può essere utile. Ed ecco perché io dico, attenzione, è importante l'empatia. Perché se io non entro empaticamente nel paziente e lui con me, l'intuizione non mi scatta. Cioè, per esempio, questa è una macchina tedesca. Le macchine sono tedesco-russe. Adesso noi non riusciamo più ad avere quelle russe per ovvi motivi, perché erano le migliori. Non si riesce. Diciamo che poi si sono anche fermate perché da un po' di anni le macchine russe erano veramente le migliori. 40 anni fa riuscivano a riparare il DNA. Hanno capito che erano macchine di un certo tipo, sono sparite. E vabbè, però queste macchine, per esempio in Germania o in Svizzera, io ho delle persone che in Svizzera vanno solo a curarsi con la biorisonanza, cioè quando stanno male loro vanno da chi fa biorisonanza, non vanno all'ospedale. In Germania sono all'interno degli ospedali, quindi le usano in reparto perché vanno a fare quel lavoro sinergico cioè se io faccio un esame chimico, ok? Faccio un esame ematochimico, il valore da 10 a 100, ok? 10 è positivo, ok, c'è il virus, e 8 non me lo rileva, è negativo per il medico che ho davanti, ma la frequenza c'è, quindi quel virus c'è. Se io ho una borrelia e ho tutta una sintomatologia clinica di un certo tipo, io posso fare anche tutti gli esami del mondo. La borrelia magari non la troverò perché l'esame non me la rileva in quantità, ma in qualità, quindi in frequenza c'è. E quindi devo andare a cercare di trattare quella persona per le frequenze che io ho, perché per me avere 100 o avere 1 è la stessa cosa, non cambia niente. Attenzione, Elena non sta parlando di quella che secondo me è una cosa molto importante, che si può rilevare non solo con la biorisonanza, ma integrare addirittura. Andare a ricercare la presenza di metalli pesanti. Noi li trascuriamo, sto facendo dei metalli pesanti. Sono dei conduttori. Sono dei conduttori. Ma se io faccio metalli pesanti, se io ritrovo Loretta per esempio lo sa, no? Ma ce li ritroviamo dappertutto, anche nei vaccini pediatrici, quindi figurati. Ma se io vado a cercare dell'alluminio, del nichel, del piombo, mercurio, ma tante cose, integrare per esempio la biorisonanza con un mineralogramma, quindi con un esame del capello, ma io ho fatto tanto già. E qualche esame banale, non c'è bisogno di andare a spendere chissà quali soldi. Ovviamente poi trovo il paziente che dice sì, ma io voglio dei riscontri. Allora ho capito, guarda, a fare tutta questa spesa di cose. Quindi sono tante le cose che bisogna capire, anche partendo da quello che ci è stato offerto in bene e in male dalla medicina ufficiale. Andare ad indagare l'alluminio, Loretta, che dici tu? Andare ad indagare l'alluminio, ma attenzione, io vado ad indagare una marea di roba, a livello di prepatologia, bambini, ne vogliamo parlare? Meglio di no. Per esempio prima hai parlato dei vaccini pediatrici che tutti noi da piccoli, chi più chi meno, ci hanno sottoposto. La macchina li può vedere se queste memorie stanno ancora impattando. Io per esempio l'altro giorno sono riuscita a capire che una persona sta avendo una problematica con un vaccino per il tetano fatto nel 2010, che si è poi andato a sovraesprimere assieme a un virus, a un citomegalovirus, e insieme stanno creando una problematica di un certo tipo. Cioè, a me veramente viene da ridere, no? Quando qualcuno dice vuole dare delle risposte immediate, no? Io ne parlavo proprio l'altro giorno con Elena.
Cioè, la cosa principale che secondo me un medico dovrebbe dire ogni mattina che si sveglia, io so di non sapere. Perché se io volessi effettivamente andare a scoprire il meccanismo per cui, che ne so, Tizio ha un'espressione maggiore di un enzima, di un ormone rispetto all'altro, io devo andare ad impattare su tante di quelle vie metaboliche, che veramente ci vuole, però è possibile, avendoci non come medicina di base. A medicina di base non te lo permetto. La medicina di base deve dare delle risposte immediate. Secondo voi, quante di queste risposte immediate sono corrette? C'era qualcuno, il buon Luigi Di Bella, ma non solo, che 70 anni fa diceva i vostri pazienti sopravviveranno nonostante le vostre cure. Ma non perché il medico non diceva, per carità, il medico le sa usare, quello che sa usare e sa muoversi benissimo nel copione che gli è stato dato, che gli è stato insegnato. Ma voi basta che ci fate caso, no? Quando voi cominciate a fare domande passerete per rompiballe. Perché? Perché praticamente per tutta una serie di motivi. Quindi andare a vedere queste cose, cioè una cosa non vi deve, come consiglio, se volete fare veramente essere medici di voi stessi, eccetera, eccetera, non, cioè, se lo siete non lo smettete mai, se non lo siete cominciate ad esserlo, non smettete mai di essere curiosi. Sì, ma non servono risposte però. No, le risposte ci stanno. Ma i metalli pesanti però li troviamo per l'alimentazione. Esattamente. Si trovano ovunque, ce li buttano giù dall'alto, ce li buttano giù dal basso, ce li troviamo. E infatti, diciamo, Loretta di che cosa stava parlando? Stava parlando di un'agricoltura di un certo tipo, di un'acqua, ovviamente dobbiamo tener conto che ormai il discorso dei reflui, falde, eccetera, è tutto inquinato. E qui ci dà una mano la biorisonanza. Ma se io dovessi mettere a casa un depuratore dell'acqua, no? Che ci sono, costano una catena di soldi quelli ottimali, io devo tener conto, devo andare a detossificare l'acqua. Però attenzione a tutto quello che ormai sta diventando un business, per carità, bisogna stare non cercate di non essere. Non lo so, io vi faccio un esempio, no? Quante di voi si sono chieste? No, più che altro volevo far chiudere alla Loretta, Sì, perché sono le 11:15. Infatti do un assist alla Loretta. Quanti di voi si sono chiesti, perché prima nasceva un bambino autistico, ogni 10.000. Adesso sapete quant'è la percentuale? Dite? Dite il numero. 1,36. 1,36, 1,40, ma mi sembra normale. È vero che poi la natura si difende, la natura si difende in un certo modo, ma quello è. Indaghiamo queste cose, non smettiamo di essere curiosi, perché altrimenti vedevo dire. Allora, io direi di fare gli ultimi 5 minuti con la Loretta Bolgan, che gentilmente qui è stata a sentire, a dire la sua, eccetera, anche perché, come ho detto, sono le 11:15, ora che finiamo, gira diventa le 11:30, dopodiché c'è sempre qualcuno che è distante, o questo che l'altro. Loretta, vuoi chiudere te di quello che hai sentito questa sera? Puoi dare qualche altro consiglio? Vedi te. Sì, scusa Loretta, vorrei che tu chiudessi questa serata, è una cosa che mi preme, vorrei che tu la dicessi, siccome è diventata una moda ormai, e tu lo sai, vorrei che dicessi cosa ne pensi dell'uso smodato, secondo me, non lo so, vedi tu, del diossido di cloro. Allora, io qui faccio una considerazione più che dare, diciamo, più che fare delle affermazioni, perché allora, diossido di cloro è una sostanza chimica
quindi ottenuta esclusivamente per sintesi, non ha assolutamente niente di naturale, non è una sostanza che viene prodotta dal nostro corpo, che viene prodotta in maniera naturale da piante e da altro. Quindi deve essere proprio prodotta o per elettrolisi o per reazione chimica. Allora, il problema, a mio avviso, per quel che mi riguarda, si risolve a priori perché è una sostanza che non è autorizzata per uso umano e ha solo una notifica al Ministero come disinfettante per le piastrelle, ecco, quindi come biocida. È un biocida molto potente, cioè tenete conto che alla concentrazione biocida in 10 minuti praticamente sterilizza qualsiasi superficie, quindi è una sostanza assolutamente specifica nella sua azione biocida. Parliamo comunque di concentrazioni che se vengono applicate alle cellule sono citotossiche, cioè distruggono le cellule e hanno un effetto soprattutto di fare andare in necrosi le cellule, questo è proprio dimostrato dalla letteratura, quindi purtroppo la letteratura che ho avuto modo di esaminare, anche quella sull'acqua di rubinetto, no? Tenete presente che l'acqua di rubinetto viene potabilizzata proprio con il diossido di cloro e quindi inizialmente gli enti regolatori hanno fatto una serie enorme di studi per vedere quanto diossido di cloro rimane e soprattutto qual è il residuo massimo che può essere presente nell'acqua, tenendo presente che partivano dal presupposto che poi le persone dovevano anche berla tutti i giorni. E quindi questi studi sono noti. Allora, secondo me, posso dirlo, il diossido di cloro va contro la prevenzione, cioè va esattamente contro tutto quello che abbiamo detto questa sera, perché viene veramente utilizzato come se fosse la panacea di tutti i mali, ecco, ed è un farmaco assolutamente sintomatico. Diciamo che è un prodotto, io lo chiamo farmaco perché viene utilizzato per trattare, per curare anche il cancro, per endovena. È un prodotto altamente ossidante, quindi questa è la sua funzione principale, che ci può anche stare, cioè i meccanismi di un farmaco altamente ossidante possono essere anche positivi in determinate patologie. Cioè tenete presente che per esempio durante il Covid in Sud America soprattutto l'hanno utilizzato perché non potevano utilizzare altre cose, perché o per motivi economici o proprio perché venivano vietati, sono trovati ad utilizzare il diossido di cloro e hanno avuto dei risultati importanti nell'andare a contenere la fase acuta dell'infezione. Però mi viene da dire che poi non ho visto riscontri per quanto riguarda il monitoraggio delle persone che sono state trattate, cioè non sappiamo poi, dopo che la persona è stata bene dall'infezione, se ha avuto disbiosi intestinale, se gli è ritornato il Covid, se ha fatto il long Covid, non sappiamo niente da quello che so di queste persone che sono state trattate. Quindi sicuramente ha degli effetti biologici, perché non è una sostanza tossica, il suo metabolita è il cloro, il cloruro, soprattutto il cloruro. Potrebbe avere dei metaboliti anche di altri tipi di acidi. Io purtroppo non so nemmeno cos'è la soluzione che le persone stanno bevendo, perché non ho mai visto un'analisi sul prodotto. Cioè mi viene detto che viene ottenuto per elettrolisi, che c'è il diossido di cloro gassoso sciolto in acqua, ma come chimica vi posso dire che una sostanza gassosa comunque va in soluzione formando degli acidi. Ecco, in questo caso il diossido di cloro sappiamo bene che forma due acidi, di cui uno è anche piuttosto tossico, e dagli studi tra l'altro fatti in campo oscuro, fatti da persone però competenti per fare questo, hanno trovato una sofferenza importante dei globuli rossi. Ecco, quindi questa cosa qui va tenuta presente. Ecco, io non metto in discussione che le persone lo prendono e stanno meglio, però, ripeto, non direi mai
ad un medico di consigliarlo, perché consiglia purtroppo un prodotto non autorizzato e sappiamo bene qual è il rischio di andare a fare questi tipi di utilizzi, ma a parte questo, ripeto, il meccanismo d'azione di questo prodotto ruota attorno alla sua azione biocida e alla sua azione fortemente ossidante. Ecco, il massimo, a mio avviso, che si può utilizzare per questo prodotto è a livello cutaneo. Ecco, quindi per andare a trattare delle piaghe che magari sono particolarmente infette, può essere utile, va utilizzato per veramente poco tempo, non si può fare un uso prolungato perché altrimenti poi andiamo a danneggiare le cellule sane. Cioè questa è una sostanza assolutamente aspecifica e proprio per la sua caratteristica non fa distinzione tra la cellula sana e la cellula malata, quindi i danni che poi possono emergere purtroppo non sappiamo quali sono, perché anche nei pazienti trattati come se fosse è un chemoterapico a tutti gli effetti, per cui si viene iniettato in vena. Sicuramente le cellule tumorali magari sono anche più sensibili per tutta una serie di motivi, però bisogna fare un monitoraggio di queste persone trattate a distanza di tempo per vedere cosa succede. Ma essendo un chemoterapico può portare a resistenza, come qualsiasi sostanza chimica che viene utilizzata per fare questo. Quindi a mio avviso si scontra con quello che è l'obiettivo principale del trattamento delle persone, nel senso di andare a curare a livello sistemico il problema che ha causato la malattia, okay? Perché se una persona ha una patologia tumorale, ammettiamo anche che con un chemoterapico riusciamo anche a ridurre la massa tumorale fino anche a non vederla più. Abbiamo risolto il problema sistemico? No, perché il problema sistemico deriva da una forte ossidazione, da infiammazione, distruzione dei tessuti, tutto quello che sappiamo bene, no? E soprattutto da un blocco della respirazione cellulare. Allora, il diossido di cloro riesce a risolvere questo? Se è un ossidante direi proprio di no. Ecco, qui a mio avviso, per carità, se ci sono studi che dimostrano un meccanismo non ossidante, rigenerativo o altro, io non li ho visti ad oggi, per questo dico mi riservo di poter dare delle informazioni, soprattutto anche perché vorrei vedere effettivamente cosa contiene una soluzione di diossido di cloro anche nel tempo, e anche per capire appunto quali sostanze ci sono anche contaminanti, perché ripeto non è controllato per l'uso umano, quindi anche le analisi che vengono fatte che potrebbero essere fatte sul prodotto sono quelle relative ad un uso per la disinfezione degli ambienti, e quindi sappiamo poi quali sono le sostanze che troviamo dentro la soluzione. L'altro problema comunque è legato al fatto che ci sono tante persone ormai che lo stanno utilizzando, anche tanti medici, perché ci arriva notizia da Sud America che ci sono più di 5.000 medici che lo stanno utilizzando, ma di fatto stiamo facendo una sperimentazione. Ecco, quindi la persona fuori controllo, perché non c'è nessuno che la sta controllando, e cosa significa? Che la persona si assume la responsabilità dell'assunzione, succede qualcosa, nessuno risponde, chi è che risponde? È colpa della persona se magari è sbagliato a prenderlo. Attenzione, sbagliare la concentrazione del diossido di cloro non è come sbagliare la concentrazione di un magnesio cloruro, per dire, no? È l'altra sostanza che contiene il cloruro, perché il magnesio cloruro al limite uno finisce in bagno, ma con il diossido di cloro si finisce in terapia intensiva per mettere un'emoglobinemia, che si mette veramente a rischio anche la propria salute e non solo. Quindi le persone vanno avvertite, fanno a totale responsabilità loro e che stanno facendo una sperimentazione. Questo va detto. Ecco, quindi trovo anche
poco corretto l'atteggiamento anche purtroppo di medici che lo somministrano, e dovrebbero far firmare il consenso informato alle persone, che gli è stato detto che è una sperimentazione, che non ci sono dati, che nessuno si prende la responsabilità di darglielo, cioè queste sono cose che vanno dette, quindi è inutile che poi se la prendiamo per il consenso informato per i vaccini Covid e se poi gli ossidi di cloro facciamo la stessa identica cosa. Ecco, quindi questo a rigore di correttezza in quelle che sono le problematiche. Magari ci sono anche dati di meccanismi che non conosciamo ad oggi, però è una totale sperimentazione di cui io non ho informazioni, cioè gli studi che mi sono stati dati sono assolutamente carenti di dati che possano permettere di capire effettivamente quanto funziona, qual è il meccanismo e tutto quello che è necessario capire per poter somministrare qualsiasi tipo di prodotto, no? In sicurezza. Queste sono le valutazioni ad oggi che mi portano ad applicare il principio di precauzione. Poi le persone spesso sono anche tante persone sono veramente disperate perché non trovano sollievo con niente, provano anche questo. Ecco, quindi capisco perfettamente il problema. E questo è un po' un paradosso di quello che abbiamo vissuto con il Covid, ecco. Questo, grazie Loretta, come sempre precisa. Io ringrazio di questa bella serata Loretta Boigan dal Portogallo, poi saluto e ringrazio Elena Gobato, che se la volete andare a trovare prima aveva il negozio sotto casa mia, adesso se n'è andata, però la trovate a Santa Maria di Non, quindi fate presto magari andare a trovare se volete. E ringrazio il dottor Gian Antonio Facchinetti, ringrazio Franco Baggio come video, ringrazio ovviamente Enrico Pierobon che è riuscito a fare questa videoconferenza e ovviamente ringrazio tutti voi per la serata. Grazie a tutti, buona serata e ci vediamo il 29. Grazie. Ciao Loretta, grazie. Ciao, a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.